Buona domenica cari amici, cari telespettatori, buona domenica a tutti quanti voi. Oggi è il 21 febbraio e siamo pronti per una nuova puntata di Tenne e Lode. Il nostro studio è pronto già per accogliere i nostri amici della musica, ma soprattutto i vari ospiti tra giornalisti, registi. Oggi una puntata davvero importante e variegata. Avremo con noi Marcello Romanelli, giornalista, avremo Eliseno Sposato, Roberto Giacomantoni e Antonio Filippelli dalla terra di Piero, Michele De Rango, un regista, e avremo anche l'aiuto regista con Salvatore Di Camillo e poi ancora con noi Maria Cristina Guido, docente. Parleremo di tanti argomenti, ma dovete aspettare solo qualche attimo perché questo è Tenne e Lode. A tra poco. Rieccoci prontissimi come sempre, con una domenica un po' anche da ricordare, una domenica che ci segna un po' anche quella che è stata l'inizio, ecco, di questa pandemia e che continua ancora e ci invita tutti quanti noi a non abbassare minimamente la guardia. Vi terremo compagnia in questa domenica come sempre con la musica, con gli ospiti e cercheremo anche di non dimenticare, ecco, quello che è stato un anno trascorso. Fatemi salutare intanto i miei amici di viaggio, partirei subito dagli opinionisti con Damiano Giordano. Ciao Giuseppe, buon pomeriggio a tutti. Ben arrivato Damiano. Vedete la sedia vuota di Antonio D'Amico perché lui è collegato da casa questo pomeriggio. Provate a collegarmi con D'Amico un attimo, vediamo se è già in collegamento. Ciao Antonio. Ciao a tutti e buona domenica. Perfetto, ti tengo collegato così sei in studio già con noi e poi Vincenza Gallo è la social room. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, buon pomeriggio Giuseppe. Io ricordo al volo per i nostri telespettatori il numero WhatsApp a cui potete scriverci 345 92 11221 oppure potete anche interagire con noi direttamente da casa telefonandoci allo 0984 84 1720. E poi abbiamo Alex, non dimentichiamo che è la nostra voce storica che ci accompagna nel programma. Come va Alex? Ho mangiato un po' pesante. Quindi questo pomeriggio ti terremo un po' in pausa, anche perché nel nostro programma di Tenne e Lode non manca la musica, soprattutto la musica fatta da giovani emergenti, giovani che hanno voglia di mostrare il loro talento e invitiamo sempre tutti coloro che vogliono partecipare al nostro programma di prendere contatto con la redazione o di chiamare il numero che vedete in sovraimpressione e saremo ben lieti e felici di invitarvi a raccontarci magari il vostro percorso artistico oppure una storia da raccontare. Oggi Giuseppe ce ne sono di storie da raccontare, come hai detto tu all'inizio, ieri 20 febbraio, il primo paziente zero, il famoso paziente zero di Codogno, dove poi iniziò quello che stiamo vivendo ancora oggi. Quindi magari diciamo anche oggi non la ho voluto, top 10, infatti... non ho voluto portare la top 10 anche perché comunque è stato un anno importante ed è anche per il rispetto di tutte le vittime, diciamo che è meglio dedicare questo spazio al ricordo e anche delle nostre sensazioni, delle immagini che abbiamo di quel periodo in cui tutti all'epoca si pensava, no? Fosse la famosa influenza oppure e in Cina non arriverà mai da noi e invece oggi stiamo vivendo queste cose qua. Quindi anche agli amici a casa invito di raccontarci proprio quelle prime sensazioni che provavano all'epoca, quindi come avete appreso la notizia, cosa stavate facendo in quel momento, cioè siamo curiosi di sapere la vostra. Bene, oltre alla telefonata avete la possibilità di scrivere al nostro numero WhatsApp, quindi telefonate o scriveteci e terremo un ricordo soprattutto per quelle persone che purtroppo non ce l'hanno fatta e a cui tanto ci dispiace, soprattutto vogliamo, principalmente credo che in questo anno, Damiano, se sei d'accordo, il ricordo più giusto va a queste persone che hanno lavorato nelle trincee, perché hanno lavorato veramente con dei mezzi, l'abbiamo detto più volte, abbastanza difficili, a volte non esistevano proprio gli strumenti per riuscire si sono trovati in delle situazioni veramente particolari. Io ho visto una foto su Facebook a un anno da Codogno, l'ospedale pieno delle ambulanze, oggi invece era
vuoto, quindi fortunatamente non c'erano quelle file enormi di ambulanze, no? Partiamo però proprio da questo concetto, cioè era il 27 febbraio, più o meno ci siamo segnati, il 20 febbraio si iniziava a parlare. Era il 20 febbraio ho trovato il primo paziente, diciamo così. Cioè Antonio, cosa si sentiva in quel periodo? Ma no, non arriverà mai, sei d'accordo con quello che ha detto Damiano? Non arriverà mai, a noi non ci toccherà. No, io invece posso dire che ricordo benissimo la situazione dell'anno scorso e la grande tensione che avevo dentro di me, che si sentiva anche palpabile nel territorio. Io ero reduce l'anno scorso proprio di questi periodi da una discesa da Bergamo, quindi ho vissuto i primi dei giorni di febbraio a Bergamo per visita a mio fratello. Già si sentiva e si percepiva questo terrore, ma non in maniera molto concreta e reale. Ti ricordi, e Antonio? Poi ti ricordi i primi, ricordo. i cinesi comunque che vivono in Italia, i primi che giravano con le mascherine, e noi all'inizio li guardavamo male, no? Li guardavamo straniti. Ricordo bene, io abituato a viaggiare aerei su, aerei giù per il mio lavoro, e in quel periodo l'aeroporto di Orio era strapieno di mascherine, quindi sembrava così strano andare in aereo, prendere l'aereo con la mascherina, la paura, il controllo e quant'altro. Quindi già si iniziava, però la vera percezione l'abbiamo avuta con Mattia Codogno e con la lungimiranza della dottoressa che, violando i protocolli, ha fatto fare sul ragazzo il tampone, e da lì è nato il primo caso zero. Bene, Antonio, noi parliamo come se magari fosse finita questa pandemia, magari possiamo dire ecco, non c'è più, parliamo del ricordo, ma purtroppo stiamo vivendo il presente che è così. Ancora oggi queste varianti, ricordiamo a chi ci segue da casa, ecco, di non abbassare la guardia, anche quando si fanno i tamponi soprattutto, non significa che abbiamo avuto lo scudo protettivo per la vita, quindi bisogna comunque mantenere alta la guardia e cercare di rispettare le regole fino in fondo. Ecco, Giuseppe, fino alla guarda, fine. Arrivano già i primi messaggi, sentiamo. Sì, a parte che arrivano già i primi messaggi, uno lo leggo immediatamente. Un saluto a Giuseppe Greco e a tutto lo staff di Tennellode. Mi mancano tanto le domeniche in studio con voi. Un forte abbraccio Mattia, quindi ovviamente noi lo salutiamo con tanto affetto. Tornando alla questione del Covid, abbiamo anche voluto rappresentare e sintetizzare quello che è stato l'anno appena trascorso in 8 date che sono rimaste veramente impresse nei cuori sicuramente di ognuno di noi. Partiamo, come diceva prima Damiano, dal 20 gennaio 2020, il virus riusciamo ad avere la certezza, una conferma che ci ha fatto male, si trasmette da persona a persona, e quindi, come diceva anche Antonio D'Amico, iniziamo a vedere le prime mascherine soprattutto sul volto dei cinesi. Il 23 gennaio infatti Wuhan inizia il lockdown, e da lì io ricordo in maniera veramente forte quelle che sono state le immagini della città di Wuhan, assolutamente silenziosa e anche però assordante in questo, non si muoveva una foglia. Paradossalmente c'era veramente tanto rumore di sottofondo, probabilmente delle nostre coscienze e di tutto quello che in quel particolare istante ci passava nella mente e nei cuori. Il 21 febbraio 2020, ahimè, registriamo i primi casi in Italia e diversi focolai soprattutto nel nord d'Italia, quindi in Lombardia e nella provincia di Bergamo. L'11 marzo 2020 l'OMS dichiara purtroppo lo stato di pandemia, quindi prendiamo coscienza di fatto che questo virus esiste, questo virus fa male, questo virus infetta e si propagava e si propaga anche ancora oggi a macchia d'olio, forse oggi un po' più a macchia di leopardo. Il 16 marzo 2020 iniziano finalmente le prime sperimentazioni dei vaccini. Oggi ne abbiamo veramente più di uno, più di due, più di tre. Si discute tanto sui vaccini, quale sia il migliore, quale sia quello più o meno efficace. Il 16 giugno 2020
finalmente riduciamo il numero di decessi, quindi sono state ovviamente delle statistiche portate avanti nel corso di quest'anno che hanno in qualche modo, attraverso proprio uno studio del recovery, finalmente iniziato a far abbassare quello che era il tasso dei deceduti a cui noi ovviamente rivolgiamo un grandissimo abbraccio. Ci pensate, ragazzi, che anche ora che abbiamo numeri tra virgolette un po' più bassi, 200, 250, è come se ogni giorno cadesse un aereo con un numero importante e ci stiamo abituando a quest'idea. Io spero che ci stiamo abituando solo alla notizia e non alla gravità della notizia. Sono d'accordo con Damiano. Prima di andare avanti, Vincenzo, ne approfitto per ricordare che è partita una task force anche dalla regione Calabria proprio per la campagna dei vaccini, quindi c'è stata da poco, mi pare, un tavolo di confronto con i vari sindaci, mi pare che c'è anche il presidente della conferenza dei sindaci all'interno, ci sono i medici di base, ci sono all'interno di questa task force diverse sì, all'epoca poi era un aiutiamoci tutti. Ecco, adesso bisogna capire perché stanno cercando le strutture dove far partire la campagna vaccinale. Mi pare che in diversi paesi in diversi punti sono stati già trovati 3-4 strutture. Posso interrompere? Sì, no, non interrompi, Antonio, tu sei nello studio con noi, sei solo a casa. Anche la nostra regione parte ieri la firma ufficiale di questo protocollo dove viene demandato ai medici di base insieme alla task force della regione Calabria la operatività dei vaccini per gli ultra ottantenni e per le persone fragili. L'unica cosa che ancora non è chiara, perché ancora non ho letto bene tutto il protocollo di ieri sera, è su come le persone fragili dovranno effettuare il vaccino, perché si legge forse nelle strutture sanitarie dove sono in cura, oppure sempre demandati ai medici di base. Comunque abbiamo già uno step superato, finalmente da domani potremo pensare anche alle categorie degli ultra ottantenni, che sono quelle più fragili, perché se noi andiamo a coprire questa fascia di età andiamo a diminuire la propagazione, perché comunque dobbiamo innanzitutto difendere la nostra storia, che sono i nostri nonni, i nostri genitori che hanno creato l'Italia, la Calabria e il mondo. Quindi lode finalmente a questo protocollo per far sì che anche da noi possa procedere in maniera celere e veloce la vaccinazione. Antonio, perché come dicevo, prima ci vacciniamo, prima possiamo uscire da questo tunnel orribile. Antonio, tornando a un anno fa, cioè quello che voglio sapere un po' anche da voi, qual è l'immagine che avete più impressa? Cioè io mi ricordo 12-13 marzo, lockdown nazionale, io mi ricordo la fila a fare la spesa, cioè quella è l'immagine che ho la prima volta che sono andato al supermercato, fuori, mascherina, guanti, lì aspettare il turno. No, quella è l'immagine che ho. Non solo io. Andare a fare la spesa, è quando rientravi a casa che disinfettavi, igienizzavi. No, però hai capito, tu esci, vai lì al supermercato, ti ritrovi a fare la fila, cioè era un avvenimento straordinario, no? Che penso nessuno ha mai fatto la fila per entrare al supermercato in quel modo scaglioso. Cioè quella è l'immagine che ho io di quel periodo. Non so voi. Quel periodo rimane nella storia perché realmente, concretamente, noi abbiamo osservato il lockdown. Resto dell'idea che le fasce che sono state istituite negli ultimi mesi... Ma qual è la tua immagine, Anto? Cioè, qual è il tuo ricordo più nitido? Ve l'ho descritta prima, io ho vissuto realmente la tensione che si viveva nel nord. Io il 6 febbraio dell'anno scorso mi trovavo a Bergamo per il mio compleanno, sono andato a trovare mio fratello e già nell'aria, come dicevo prima, si sentiva, quindi vedere quella tensione della gente a me è rimasta impressa, e anche il fattore di iniziare a calcolare i giorni, 10 giorni, 5 giorni, 15 giorni, questo terrore che ancora io mi porto dietro. Ogni qualvolta dovesse capitare di incorrere in qualcuno, vai sempre a calcolare i giorni per poterti sentire tranquillo. Il tampone, non tampone.
Cioè, questa visione io ancora me la porto ad un anno, La tua, ad oggi. La tua immagine? Ma guarda, anche io in quel periodo era finito Sanremo, noi stavamo scendendo da Sanremo, già c'erano diverse... Già si viveva un'aria strana, ecco, si viveva quell'aria pesante, sia durante il festival e sia subito dopo, fino a quando poi quando è arrivato quel lockdown totale dove lì ci siamo veramente tutti... Io ricordo le tante videochiamate, soprattutto per dare conforto a vicenda, un po' con la famiglia perché stava distante, un po' con l'amico che stava, o gli amici che dicevano ma possibile, ma cosa sta succedendo? No, è impossibile questa cosa, ci stanno chiudendo tutti, stiamo facendo... Eppure è stato un anno, come dire, che secondo me abbiamo saputo però... Ecco, in un certo senso ci sono stati gli errori, ma c'è stato anche un popolo abbastanza rispettoso delle regole, Antonio. Io non voglio dire che tutti sono assolutamente io ti dico una cosa. No, io ma ieri... si è sempre pensato che mai potesse arrivare da noi. Cioè, questa è una questione psicologica della psiche umana. Noi pensiamo sempre che il male non possa arrivare da noi, ma purtroppo è arrivato, ci dobbiamo convivere, sappiamo che l'unica arma è questo benedetto vaccino, quindi prima iniziamo, prima finiamo, prima potremmo tornare a sperare, a vivere, non come prima purtroppo, e ci dobbiamo fermiamo... sapere che la vita di prima non tornerà mai più. Ci fermiamo. Abbiamo una nuova Antonio, scusami un attimo, perché c'erano quelle scene bellissime quando invece sui balconi a un certo punto è arrivata la musica, sono arrivati i chitarristi, sono arrivati gli strumentisti, è arrivata tanta musica. Giuseppe, poi quella è la voglia di vivere, no? Che ognuno di noi ha conservato e... Gloria a Dio, meno male insomma, perché... Ma ricordate che siamo italiani, ragazzi, noi l'Italia la creatività soprattutto italiana, la creatività italiana che non è mancata. E a proposito di musica, a questo punto io spezzerei una lancia un attimo a questo momento, ecco perché ripeto, importante il ricordo, ma soprattutto è importante il guardare avanti e guardare avanti con positività. Noi lo faremo adesso con Vittoria Musmeci, una giovane cantante, ascoltiamola e poi parliamo dopo con lei. Salve. C'è chi crede d'essere superiore e chi nasconde se stesso dietro una maschera. L'omologazione è il vostro progresso. Il rispetto sembra quasi un difetto. Le ideali non pagano tanto. La diversità è adattarsi al contesto. Essere unici è un lusso che non ti puoi permettere. Certi meccanismi ci incastrano, provali a rompere. Siamo differenti ma simili nella nostra complessità, tutti sacrificabili sull'altare della mediocrità. Croce di uno stesso mare che promette tempesta, ma scappare dalle difficoltà non è mai la soluzione giusta. Il rispetto può dare equilibrio, gli ideali ci definiscono, la diversità è un valore aggiunto. Essere umani è la base per ritornare ad essere. Certe occasioni ci scelgono, servono a crescere. Siamo differenti ma simili nella nostra complessità, tutti sacrificabili sull'altare della mediocrità. Croce di uno stesso mare che promette tempesta, ma scappare dalle difficoltà non è mai la soluzione giusta. Non è mai la soluzione giusta. Possiamo abbattere ogni muro, guardare tutto l'insieme, aumentare il contrasto per apprezzare le sfumature, condividere noi stessi, conoscere l'altro, provare a abitarci. La consapevolezza porta a migliorarsi. Siamo
Bravissima, accomodati pure, così parliamo un attimo, così manteniamo anche la distanza. C'è una potenza assoluta questa voce, un bel timbro vocale, complimenti. La ringrazio e Presenza ringrazio la trasmissione, siete delle persone favolose, super disponibili e gentili. Senti, Non gli dire così, che si alza con tutta la sedia. ecco, senti, vedi come sono cattivi poi dopo, visto? È vero, è una bella squadra perché stiamo cercando di raccontare le bellezze italiane, non solo quelle calabresi, perché in effetti tu non arrivi dalla Calabria, ma tu hai iscritto al nostro programma perché arrivi dalla Sicilia, giusto? Esatto, in particolare da Catania. Senti, raccontaci un po' di te prima che andiamo in pubblicità, dai. Allora, io canto da un po' di tempo, da quando sono piccina, e adesso da circa un anno studio con Cecilia, a cui devo tantissimo perché grazie a lei sono cresciuta sia artisticamente che umanamente, è una persona meravigliosa, quindi la saluto. E poi quest'anno andrò anche a Casa Sanremo. Ah, che bello. Canterò e porterò Gocce di uno stesso mare, il mio brano. Infatti vi ringrazio per questa opportunità, mi ha fatto davvero tantissimo piacere cantare qui con voi. Cosa significa per te cantare? Ma per me la musica, cantare, per me è il mio rifugio, la mia casa, è tutto. Quanto ti è mancato in questo periodo non poter fare, e ancora oggi non è possibile fare concerti live con tante persone, tanto pubblico? È mancato tanto, più che altro perché il pubblico secondo me è qualcosa in più, cioè grazie al pubblico tu puoi trasmettere tante emozioni, il fatto che non ci sia stato il pubblico per me, cioè penso un po' per tutti, è un po' brutto. Secondo te i concerti in streaming, quindi senza il pubblico, si possono fare o non si possono fare? O meglio, secondo te per l'artista l'effetto quale potrebbe essere? Perché di fare si fanno, esatto. Quindi Sanremo anche il sarà festival il primo di Sanremo in sarà streaming. così, credo che Sì. ormai manca pochissimo, Sarà no? il più televisivo di sempre poi. Sì, immagino. infatti non ci sarà nessun spettatore. Allora, in realtà, secondo me, ovviamente è sempre bello cantare, però non è la stessa cosa, perché cantare guardando le persone negli occhi è qualcosa, secondo me, di totalmente diverso. Cioè, è un'emozione che secondo me una persona non... è indescrivibile, ecco. Ma io volevo chiederti, visto che gli artisti a Sanremo saranno in una bolla, cioè verranno Sì. praticamente sequestrati, cioè anche voi vi chiameranno e devi stare lì, cioè non potrai fare nient'altro finché Esatto, finisce. cioè noi a parte dobbiamo fare un sacco di tamponi come è giusto che sia, sì, comunque non possiamo... Non avrai modo di contatti. fare nulla, quindi. No. Di un piccolo reality dentro Sanremo. Tu pensi che l'artista al festival sarà accompagnato da, mi pare, c'è un accompagnatore, pranza e cena in camera, non può vedere assolutamente Esatto. giornalisti, non può fare, tranne poi quelle autorizzate dentro il teatro Ariston, c'è un se- regolamento veramente è pazzesco, rigidissimo. cioè anche se Noi parleremo arriva del festival. Se arriva in comunque nei finale, esce positivo e squalificato. Certo, Cioè, Ma quindi già, è incredibile. ma da c'è quello già che ho saputo. Sì. c'è già un caso, mi pare, di una band, se non ricordo male, un componente Allora, di una non band, ricordo non il nome, facciamo però nomi e quant'altro, sì. no, vabbè, ma comunque ecco, poi è da gestire la situazione. Però è un'esperienza unica, cioè, quindi. Sì, assolutamente. Sono Secondo me, a prescindere, anche se non c'è il pubblico, è un'esperienza che secondo me una persona, se può, deve viverla assolutamente Ma certo. appieno. Quindi grazie davvero. Ti aspettiamo al ritorno da Casa Sanremo a questo punto. Va bene, la Va ringrazio un sacco. Io sono Giuseppe, senza la ringrazio, d'accordo? Bene. Grazie Va a bene. te, mi ha fatto veramente piacere, anche io in bocca al lupo, ti mando un eh. bacio. Crepi il lupo. Grazie, noi andiamo in pubblicità e ci vediamo fra pochissimo con il nostro prossimo ospite che è Marcello Romanelli, giornalista. A tra poco, rimanete con noi. A child runs free when a lonely weekend was to be. A smile, a sound, nothing in your world
still around, sent to the road. That first, the sweet kiss. Never once you haven't want to miss a smile, a touch. You don't keep from it so much, you'll have a lease. Oh, now we're so tears. Only ever once of fears. A smile, a glance. Only once want you take the chance to fall alone again, 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 again. Grazie. Oh, scusate, l'applauso Alex, no? Non è possibile. Erano concentrati. Cioè, Hai ragione. Cioè, poi lui arriva a fine serata e aumenta il cachet se non gli facciamo gli applausi, perché lui vive di emozioni, vive di pubblico. L'applauso più forte ad Alex! Ma tutti quanti è così, no? È la motivazione, la Gli bellezza artisti anche di hanno stare bisogno insieme. del pubblico, diciamola la verità, perché è quella parte che ti rende poi più, no? Rende ancora più bella l'interpretazione, rende più... Tanti esalti, no? L'adrenalina, le cose. Non ci sta. esisterebbe artista senza pubblico. Perché l'artista si esibisce per Mazza, che massima che ci ha dato adesso. Non esisterebbe artista senza pubblico. pubblico. È vero. Beh, dai, fai semplice. Mo ci vuole l'applauso. Mo ci vuole l'applauso, mo lo voglio l'applauso. C'è un amico che diceva io, però non posso dire l'altra parola. Antonio, Sì, no, c'è sai- Antonio? Antonio D'Amico c'è sempre in linea con noi, vero? Non lo Sì, so. è andato a prendere il caffè eventualmente. Allora, fatemi accomodare il nostro ospite Marcello Romanelli. Abbiamo uno stacchetto per Marcello, Alex, scusami. Mi fai entrare gli ospiti così, stiamo entrando nel vivo della puntata, vai. Ma sì, improvvisiamo, la musica è anche questa, improvvisazione. Benvenuto Marcello. Buonasera. Questo gentile omaggio del libro. Grazie Marcello. E vissero tutti felici e distanti, io lo faccio vedere pure. Però Marcello, aspetta, il nostro autore dovrebbe avere anche la penna, quella apposta per gli autografi, quella dedicata agli autografi, è vero? Quindi questo Con dedica, prima di andare via, ecco, facciamo l'autografo. Assolutamente, perché è importantissimo. Ecco. Sono felice, so che stai girando tantissimo, sei stato anche a Corigliano Rossano da poco. Rossano, sì. Diciamo che sto adottando una nuova formula, non la presentazione del libro, ma il libro porta a porta, un libro da sport praticamente. Il libro porta a porta è bellissimo. Perché in questo periodo di pandemia non possiamo fare presentazioni in presenza. Se non vai tu a leggere, è il libro che viene da te. Esatto. Come la montagna con Maometto. Giocando con i social, richiedono il libro, vado, fotografia, selfie, e parlo un po' del libro insieme a tante persone. È anche un modo per naturalmente rapportarsi alle persone, visto che siamo in questo periodo un po' particolare. È dedicato a tua sorella Paola, vedo. Dedicato a mia sorella Paola, e quindi ci sono, insomma, veramente è un diario particolare, perché è iniziato quasi come un diario, e poi naturalmente è stato l'incontro con l'editore Raffaele Costabile, per caso. Vediamo, mi dice: ma tu sei un giornalista Romanelli, ma perché non fai un libro? E io dal 13 marzo stavo facendo questo racconto particolare del primo lockdown che abbiamo vissuto. Parleremo con te di tutto, anche dell'esperienza attraverso le foto di Rino Barillari che hai utilizzato. Ma allora, partiamo proprio dai Vissero tutti felici e distanti, è il titolo del libro e nasce nel periodo della pandemia. Come mai hai deciso di scrivere questo libro? Ecco, le motivazioni, cosa ti ha spinto? Le motivazioni proprio per affrontare quel tempo. Quindi non scappare dal tempo. Il nostro mestiere è bello perché con la scrittura noi riusciamo ad affrontare un tempo, praticamente a bloccare quel momento della storia su carta. Diciamo che era un regalo che volevo fare ai miei nipoti, per fermare quel periodo su carta, e quindi praticamente dare un ordine a tutto quello che ci è accaduto in quel primo lockdown, che è stato un lockdown obiettivamente pesante.
Senti, nella quarta di copertina c'è scritto che il filo conduttore del libro è rappresentato dalle lettere dell'alfabeto. Ecco, rappresentano il recinto dell'anima. Il recinto dell'anima. Sì, perché è un racconto attraverso l'alfabeto, perché attraverso l'alfabeto ho riportato tutti quei piccoli fatti di cronaca che in quel periodo stavano accadendo. A come amore, B come bellezza, C come casa. Quindi il racconto di tutti quei giorni, come donazioni e come edicole. Quindi e attraverso la lettera dell'alfabeto c'è il racconto di tutti quei giorni praticamente. Senti, qual è il racconto che ti ha colpito di più e che poi hai deciso di mettere nel libro? Perché il libro racconta diversi episodi di cronaca di quel periodo. Assolutamente. Puoi anticiparcene qualcuno? Ma sicuramente quelle fotografie che noi abbiamo avuto chiare, tipo il trasporto delle bare in quel modo fuori, oppure ma anche la gente che si affacciava ai balconi all'inizio, quindi questo canto disperato e nello stesso tempo di incoraggiamento. Ci sono vari tipi, e poi R come risveglio, il risveglio delle nostre anime, delle nostre coscienze praticamente, che davanti a questa grande malattia c'è stato questo risveglio forte, insomma. Senti, le foto sono del famosissimo Rino Barillari. Come nasce questa collaborazione? Perché... Io ho lavorato a Messaggero, ho fatto il cronista mondano per molti anni a Roma e naturalmente giravo, uno dei primi amici è stato Rino Barillari, calabrese, di Limbali, paparazzo, e a un certo punto, nel momento in cui ho finito di scrivere questo libro, chiamo Rino e dico: Rino, ma mi vuoi dare qualche foto della Roma che stai vedendo? E allora Rino praticamente è riuscito a mandare... Quel periodo la Roma vuota poi. Roma vuota, assolutamente. Però c'è una foto molto bella, via della Scrofa, un tavolino con degli amici. A un certo punto io dico: Rino, ma questa foto che significa, questa foto con questo tavolino? Guarda bene questa foto. È il tavolino fuori che degli amici hanno piazzato per parlare dal balcone con il positivo, col malato di Covid che era dalla finestra. E quindi gli facevano compagnia con questo tavolino messo là in mezzo alla strada praticamente. Dove la trovo la foto? Aspetta. La foto è B come bellezza. B come bellezza. B come bellezza, ci sono delle foto di questa Roma. Roma A favore della Camera. Qual è, Marcello, l'immagine, prima l'abbiamo chiesto un po' a tutti, l'immagine che hai del primo lockdown? Cioè qual è quell'immagine, quel ricordo che ti è rimasto così nitido? Ad esempio io ho detto la fila al supermercato piuttosto che i balconi. Cioè se c'hai un'immagine che non te la dimenticherai mai. L'immagine del primo lockdown ho messo come edicole, per esempio, le persone che l'edicola la vedevano come un toccasana, un attimo di libertà, andare a comprare un giornale. Le edicole è un periodo che le edicole non è che vadano molto bene, però con il lockdown le edicole si sono rianimate, di quelle persone insomma che pur di comprare un giornale andavano a ecco questa B come bellezza. B come bellezza, questa è una foto avanti. Del rapporto genitori-figli, la piazza Navona vuota, insomma. Immagini erano abbastanza forti di abbastanza quel periodo, forti. E poi naturalmente il vuoto delle strade, cioè, e questo silenzio che sentimento ti ha suscitato anche a te vedere questa Roma vuota? Così... Guarda, siccome appunto a Roma l'ho vissuta di notte e facevo il cronista mondano al Messaggero, Roma vuota è un colpo al cuore incredibile, è una roba pazzesca, mai vista, ed è... La piazza Navona vuota è una roba veramente allucinante, è una cosa veramente che ti fa morire dentro, è una cosa pazzesca. Sentiamo dall'altra parte D'Amico, che cura spesso e volentieri le rubriche nel nostro Tennellode. D'Amico, hai avuto modo di leggere Vissero tutti felici e distanti? Guarda, il libro ho visto che è uscito il giorno 12, lo avevo già visionato su una recensione giornalistica, e tra i miei acquisti prossimi, perché ho letto qualche recensione sul libro e lo vorrei leggere anche per le foto, e spero di poterlo avere al più presto, anche perché l'ho ordinato tramite Mondadori, quindi mi deve arrivare. Lodevole l'iniziativa di consegnare porta a porta
a 200 persone il libro. Questa cosa mi è piaciuta veramente, anche perché il contatto del cartaceo per me è importante. Riallacciandomi a una polemica di qualche settimana fa, io preferisco leggere il libro e sentire l'odore della carta, perché sono un innamorato della lettura. Secondo te come usciremo da questo periodo, Marcello? Usciremo felici e distanti. Ho fatto il titolo proprio, ho centrato questo titolo proprio perché il nostro animo sarà un animo classico del dopoguerra, con la grande voglia di fare e la grande adrenalina dentro. Distanti perché all'inizio avremo fra di noi un attimo di ma chi è quello, aiuto, posso fidarmi di lui, c'è questa un po' diffidenza fra le persone, però piano piano io credo che gli abbracci saranno sempre più numerosi e la voglia di vivere sarà talmente tanta che insomma sarà tutto molto bello. Io quando ci hanno concesso delle varie libertà, ci stanno concedendo delle varie libertà con queste colorazioni delle regioni, col giallo noi usciamo a pranzo. A pranzo se ascolti un po' di musica fuori sembra che ascolti un concerto di quelli proprio incredibili e questa adrenalina che c'è nell'aria si percepisce da questi piccoli assaggi di vita. Antonio D'Amico nel primo blocco diceva cambieranno un po' le nostre abitudini, non ritorneremo come prima. Addirittura io domenica prossima avrò in studio o collegato via Skype, in base se riuscirà a scendere oppure no, in base alle sue esigenze lavorative, avrò un DJ importantissimo, Cristian Marchi, che mi ha detto Giuseppe, probabilmente cambieranno anche il modo di fare le feste, cioè forse anticiperemo le feste, addirittura cambierà il modo di fare l'aperitivo, l'happy hour, perché una volta c'erano troppe, adesso noi eravamo abituati alla preserata, l'aperitivo, il pre-aperitivo, il pre-biglietto, il pre-concerto, la pre-vendita, insomma per arrivare in discoteca a mezzanotte avevi già speso 100 euro, 150 euro. Comunque a parte questo adesso cambiano gli orari, quindi questo mondo per ripartire ha bisogno anche di adeguarsi e cambiare un po' rotta. Secondo te come vedi questa estate, questa stagione estiva dal tuo punto di vista? Sicuramente più prudente della scorsa estate. E cambieranno le nostre abitudini? Con la disciplina sì, saremo più disciplinati. Siamo pronti secondo te come popolo a cambiare anche le nostre abitudini? Guarda, per delle scene che circolano per esempio sui vicoli di Napoli che fanno ancora però nella maggior parte della nostra nazione obiettivamente è stata una botta troppo forte e quindi usciremo un attimo più consapevoli di quello che abbiamo avuto sicuramente, con la testa alta e con più disciplina anche nei locali, perché fare la fila ordinata, anche le prenotazioni dei locali. Prima non prenotava quasi nessuno, almeno da noi, nella nostra arrivavi lì, adesso invece si prenota, è una cosa è diventato molto più ordinato. Si va a cena non più alle 22, si anticipa nel caso, quindi per certi aspetti ci sono delle migliorie. Assolutamente. Allora, siamo con Marcello Romanelli, io ringrazio il mio direttore Attilio Sabato per questo prezioso contributo, per averti grazie qui, perché so che sei impegnato con il tuo giro per la presentazione e la promozione del libro, quindi non è stato facile averti qui con noi, quindi ringrazio il mio direttore. Prima di andare avanti con Marcello e concludere la sua intervista, io direi di aprire le linee telefoniche, soprattutto mandare i messaggi alla social room. Ci interrompiamo. Ce ne sono, Ce ne sono già? Sì. Bene, continuate a scriverci perché io spezzo un attimo questa intervista con il prossimo ospite musicale, così Marcello mi darai anche tu il tuo giudizio su questo giovane ragazzo che si chiama Antonio Crupi. Mi dicono dalla regia che è già pronto, quindi ascoltiamolo insieme e poi ritorniamo con Marcello in studio. I
Fantastico. Non ho parole. Bravo, Grazie. bravo. Sei emozionato? Sì. Un pochino. Complimenti. Ma Bravo. posso chiederti quanti anni hai? 11. Bravissimo. Guarda, sei straordinario, sei uno spettacolo. Io raramente faccio i complimenti E sono emozionato più di ai te. cantanti. Sono emozionato più di te. Marcello, si vede che il cosa ne palcoscenico lo mantiene alla grande, assolutamente. Eh? Il palcoscenico invece lo mantiene alla grande, proprio veramente con freddezza, bravo, mi fa veramente, veramente bravo. Non Hai è una da voce- tutti, non è da tutti. Hai una voce straordinaria. Lo stile, Guarda, anche grazie. Lo stile, Lo cioè, stile. sei fantastico. Tiene bene Damiano, la cosa pausa. ne pensi sul... Io 10, voto 10. Assolutamente. Tennellode. Benvenuto. Tennellode. Tennellode. Bravo, complimenti. Grazie. Grazie Sentire a te. cantare. Torna a trovarci quando vuoi. E andiamo avanti. Marcello, è stato difficile anche per questi ragazzi, no? Tanta musica, tante Assolutamente. attività ferme. Nel purtroppo libro c'è un tanta musica passaggio dei ragazzi che in casa, naturalmente questi genitori che ritornano a fare i genitori a tempo pieno, che è una cosa importante pure, Sì. nel senso, e quindi per far passare il tempo ai propri figli hanno fatto di tutto, immagino. palestre, corse in casa, giochi, e quindi anche lì però si è venuto a risviluppare un rapporto importante fra madre e figlio, che di solito, o padre e figlio, che di solito nella vita Vero. quotidiana è un rapporto Certo. frenetico, e magari non dai nemmeno questi occhi che si poggiano sui figli. Tante volte questo rapporto nella vita quotidiana sfugge. Sentiamo la social room invece. Vincenza, quanti messaggi abbiamo Guarda. per Marcello Romanelli? Giuseppe, ce ne sono tantissimi, ti dico anche, Marcello, mi permetto di darti del tu. Sì. Tante persone ci scrivono che hanno già provveduto ad acquistare il tuo libro, che lo stanno ovviamente leggendo e Grazie. che sono belle le emozioni Sì. che sei riuscito probabilmente a trasmettere ai lettori, perché si sente veramente tutto quello che è stato, e c'è anche un messaggio in particolare che dice: uniti ma distanti, quindi vicini ma in realtà lontani. È un ossimoro che hai saputo veramente sposare alla perfezione in tutto quello che hai scritto, quindi complimenti da parte di tutti i nostri telespettatori. In più, per par condicio, devo anche leggere i tanti messaggi che sono arrivati, Giuseppe, sulla nostra prima cantante. Io scopro adesso, grazie ai nostri telespettatori, che esiste un fan club, le Vittorine, Sì. che ci tengono assolutamente ad essere menzionate, quindi ti chiedono: potete fare i complimenti a Vittoria dalle Vittorine, siamo il suo fan club, complimenti, bravissima, vi stiamo seguendo anche da Catania e tifiamo per lei. Che Quindi, bello, insomma, che bello, grazie, perché grazie allo streaming tennonline.tv, ad esempio lo streaming, Vittorio Marcello, spesso e volentieri è stato quello che poi ha accorciato in un certo senso delle distanze, come la DAD e quant'altro. Secondo te gli eventi per presentare un libro possono funzionare se non hai il rapporto con l'autore vis-à-vis? Cioè io non riuscirei, io sinceramente ho evitato, farei per fatica. esempio, ho evitato di fare le dirette Facebook, a presentare un libro con diretta Facebook. Ho preferito fare questo tipo di porta a porta, proprio per raccontare vis-à-vis alle persone quello che avevo scritto. È importante secondo me, quindi siamo in difficoltà. Io una presentazione con il pubblico in mascherina mi fa tristezza, sinceramente, quindi è una cosa, quindi preferisco presentare questo libro quando usciremo felici e distanti, e quindi intanto ne stiamo già parlando. Sì, televisione, e vi ringrazio. Sono sicuro che tu starai già pensando al prossimo, perché questo ormai... il ritorno alla libertà. Ecco, come diceva qualcuno, rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani. A me manca, ragazzi, non so a voi. È vero. Marcello, c'è pure la parte della politica. Stavo vedendo la politica ai tempi. Volevo farti proprio questa domanda. La politica ai tempi del coronavirus. Grazie Fabrizio. Stavo prendendo... Ecco, secondo te che idea ti sei? No, io nel momento in cui scrivevo, nel 13 marzo 2020, avevo dato un quadro della situazione. Là in quel momento erano tutti con Conte, naturalmente, non erano e poi andando avanti invece c'è stato, sì, molta gente è rimasta con Conte, ma altri basta, perché Conte veniva visto come quella persona che ci stava con i decreti, ci stava tenendo in casa, quindi molta gente dice adesso basta, cerchiamo di accelerare, cerchiamo di
far ritornare un'Italia insomma più pensiamo al futuro pure, non blocchiamo, non restiamo solo chiusi nelle case. Ingraniamo la marcia, azioniamoci, andiamo avanti, non siamo fermi lì. Cambiamo marcia cercando di organizzare un futuro, perché il futuro è un bel dopoguerra, nel senso che io sono convinto che i giovani di qualità andranno avanti, ci vuole tanta qualità e tanta determinazione. Perché oltre alla serenità che sicuramente ha fatto trapelare, sicuramente quella serenità che ha saputo dare ai cittadini per mantenere la calma, attenzione, perché ci sono stati momenti dove la gente passato un anno governare in quelle condizioni non è stato sicuramente facile, ecco. A me sai cosa rincuora? Giusto una piccola parentesi, che ho avuto la fortuna tra virgolette di ascoltare tanti italiani all'estero in un mio programma radiofonico e ci invidiano per come abbiamo gestito la pandemia. Anche con quell'ironia pure, nel senso che ci siamo presi anche gioco di noi stessi. Sono altri messaggi per Marcello? Sì, in realtà proprio su quello che Marcello sta raccontandoci, su questa capacità, no, che poi ognuno di noi probabilmente ha anche scoperto, magari Marcello ne ha tirato fuori un libro, tanti altri hanno gettato fuori, no, quelle che sono state le loro sensazioni attraverso modi di fare disparati. È arrivato un bel messaggio, Marcello, che ti leggo perché sono sicura che ti piacerà. Salve, sono Lorenzo Raia, giovane cosentino quasi 18enne residente a Cosenza. Ascoltandoti mi scrive: ho scritto anche io un romanzo di nome Chuck ed è il primo di una trilogia dove i sequel sono ancora privati. Mi piacerebbe tanto venire in trasmissione così come ha fatto Marcello e magari parlarne per raccontare quello che ho voluto scrivere all'interno di questo libro, perché l'ho scritto appunto nel momento della pandemia come Marcello e quindi di conseguenza sicuramente all'interno ci saranno poi delle sensazioni, delle emozioni e dei sentimenti che è giusto raccontare. Ma ci sono delle storie parallele. Esatto. Io ho fatto una volta, c'è un altro tema che ho utilizzato nelle mie trasmissioni e sono state le storie parallele. Come dicevi prima, no? Io ho avuto la fortuna di passare quei 3 mesi incastrato a casa, ma ho avuto del tempo prezioso da passare con i miei nonni, che non avrei mai passato in tempi normali. Quindi poi sono storie che ti tieni dentro, che comunque restano anche positivi, ce ne sono stati tanti. Ma tantissimi. Assolutamente, c'è stata morte e sofferenza, ma nello stesso tempo noi nella R come risvegli, queste coscienze che si risvegliano anche nel dare la mano al prossimo, che è una cosa Marcello, molto sai cosa importante. penso? Che probabilmente prima della pandemia, no, c'era tanto io sono, io vado, io dico. E abbiamo riscoperto il sé probabilmente, no? Che era quella parte che veramente forse è la più fragile, quella che sicuramente tendiamo a nascondere anche per un istinto di protezione, però vedi, questa pandemia probabilmente ha anche messo in luce quelle che sono le nostre fragilità di esseri umani e che ben venga. E io le ho messe nel libro anche le mie fragilità ed è molto chiaro fra le pagine di questo libro. Non so se nel libro hai utilizzato anche la C come cattiveria, la I come invidia, la G come gelosia, non lo so, ma spero che questa pandemia era solo per fare una battuta con te un attimo, perché spero questa pandemia, se sei d'accordo Marcello, abbia fatto capire davvero il senso che non c'è bisogno di essere cattivi col prossimo o di essere gelosi e invidiosi l'uno dell'altro. Questa pandemia ha veramente tracciato a livella, come diceva Totò, siamo tutti là. Siamo tutti là, dove vogliamo andare, quindi non c'è il più bello, il più brutto, siamo noi, ecco, quello che ha detto anche Vincenzo è importantissimo, siamo noi. Sei d'accordo su questo? Secondo te ci farà maturare nella nostra coscienza che queste cose... Assolutamente, ci farà maturare tantissimo, come dicevo prima, uscirà fuori la qualità di ognuno di noi, perché è fondamentale che adesso bisogna rimboccarsi le maniche e inventare qualcosa di tuo, perché all'interno di questo lockdown ognuno di noi si è riscoperto che ha qualche dote in più. Diciamo, immagina che quando c'era uno che prendeva il Covid o prende il Covid, puntavano il dito, quello c'è il Covid. Tremendo. Queste cose molto non vanno bene, non funzionano. Soprattutto i primi tempi, no? Magari lo vedevano come una persona... ma anche magari tu vedevi, anche io mi ricordo, anche il giapponese e il cinese di turno che passeggiava, magari in Cina c'era stato 3 anni fa,
tu lo vedevi all'epoca, quindi ti parlo veramente fine febbraio, primi di marzo, già con l'aria, oddio ora mi passa il virus. Pazzesco. C'erano delle cose assurde nel cervello. Giuseppe, Marcello, se mi permetti un'ultima devo battuta, andare... Marcello, Sì. e poi ti lascio Vai, subito perché andare devo in pubblicità. Assolutamente. Ci è arrivato un messaggio bellissimo. Ci siamo conosciuti in periodo di lockdown giocando alla PlayStation e leggendoci i libri tramite telefono. Bellissimo. E non ci siamo più lasciati. Quindi insomma, vedi, sono storia cose d'amore belle questa queste. qui, Nell'amore ho messo pure la gente che si è innamorata naturalmente dai balconi, non solo, e poi c'è una storia carina come amore. Un fidanzato e una fidanzata si litigano, questo fidanzato cerca di andare a fare pace dalla fidanzata, va nel comune, nell'altro comune, la fidanzata non fa pace con lui, si prende anche la multa e ritorna praticamente indietro, e quindi di quelle cose proprio pazzesche. Bene. Ecco, ho messo questi piccoli fatti che nel libro sono diventati grandi fatti. E vissero tutti felici e contenti. Grazie. Grazie a Marcello per essere stato Grazie con noi, a voi. Marcello Romanelli. Grazie di cuore. Rimanete con noi, a tra poco. Affinché non ci manchino mai le parole. Ho perso le parole, eppure ce le avevo qua un attimo fa. Volevo dire cose che sai che ti dovevo, che ti dovrei. Ho perso le parole. Può darsi che abbia perso solo le mie bugie, si sono nascoste bene, forse però semplicemente non era mia. Credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo, credici un po' di più davvero. Ho perso le parole, vorrei che ti bastasse solo quello che ho. Io mi farò capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po'. Sei bella che fai male, sei bella che si balla solo come vuoi tu. Poi servono parole, so che lo sai, le mie parole non servono più. Credici un po', se su te nell'ode, prova a sentire dopo, credici un po' di più davvero. Applauso per Alex. Glielo posso fare? Glielo posso fare io doppio, perché in realtà, diciamo la verità, io lo stalkerizzo, no? Prima di ogni inizio trasmissione, gli dico: Alex, quale piacere. canzone di Ligabue mi metti oggi? Quindi, grazie. Le prime richieste arrivano quindi internamente proprio. Sì. Cioè, è raccomandata. Non so se Brava, Alex. qualcuno l'ha notato, credici un po' se su te nell'ode. Sì, l'ha vinto. Te ne sei accorta? Me ne sono accorta. Io no. Sì. No, io me ne Io sono sono andata avanti a dire Radio Freccia, però tu eri su Tennellode, Ero quindi su Tennellode. chapeau. Ecco, perché io mi ricordavo. Perché siamo su te nell'ode, Giuseppe. Siamo in quindi diretta. dobbiamo dire- siamo in diretta. Che ora sono? Che ora sono? Le 16:05. Perfetto, siamo in diretta, tranquillo. Bene, andiamo avanti, passiamo al prossimo blocco. Come vedete abbiamo lasciato libero le due poltrone perché abbiamo il piacere di avere con noi Michele De Rango e Salvatore Di Camillo. Pregherei il maestro di darci uno stacchetto per questi due giovani. Parliamo di un regista e di un assistente di regia, quindi sentiamo se abbiamo uno stacchetto per i nostri ospiti e li facciamo accomodare. Eccoli che arrivano. Grazie, ben arrivati. Ciao.
Come state ragazzi? Tutto a posto? Tutto bene. Allora, sono Michele De Rango e Salvatore Di Camillo. Quindi Michele, hai fatto un sogno e questo è proprio il mood di questa nostra sia dal titolo che intervista, sia dal titolo, ma in realtà anche del nome del trailer, del film che avete girato in Calabria. Ce ne vuoi parlare intanto di questa esperienza? Intanto partiamo da chi è Michele De Rango. Allora, partiamo dal fatto che io nella vita voglio fare il regista. Fin da piccolo ho sempre amato il cinema. Praticamente ho fatto un sogno, è il mio sogno di diventare un regista, è il mio sogno di realizzarmi in questo nella vita. Diciamo che ho fatto tante esperienze prima di girare questo film, anche se è un film ovviamente amatoriale, però la cosa bella, la cosa che proprio mi ha divertito al fare questo film sono gli amici con cui lo abbiamo fatto. E poi perché è tuo, l'hai fatto tu. Assolutamente, quindi... per me è il mio primissimo film. Quindi poi... il ruolo fondamentale l'ha avuto Salvatore pure, a fianco a te, assistente di regia. Sì, com'è lavorare insieme a questo giovane regista? Beh, diciamo che io mi sono trovato molto bene a lavorare con lui, poi mi sono trovato dentro un po' per caso. Io non mi sono mai approcciato con mediometraggi, cortometraggi, come magari ha fatto Michele in passato. Mi sono trovato dentro proprio perché c'era innanzitutto questa amicizia fra noi due. Devo dire che mi sono trovato bene e mi trovo tuttora bene a lavorare, perché comunque ancora il film non è finito e c'è ancora molto da fare. Quindi Michele, tu hai avuto già altre esperienze comunque sì. di cortometraggio? Soprattutto video musicali, perché sono molto richiesti. Ho fatto una decina di video musicali, poi ho fatto 3 cortometraggi miei, nel senso scritti e diretti da me, soprattutto sulla Sila. Ho fatto un documentario e poi ho fatto uno storytelling sulla Sila. Sempre spesso, Damiano, arrivano i nostri ospiti con marcatori identitari nei loro videoclip musicali, quindi raccontare il territorio, è vero? Questa è già una bella idea, perché spesso il ragazzo, il nuovo che vuole approcciarsi a questo mestiere vuole subito scimmiottare magari i grandi network, i grandi film, e quindi di conseguenza non danno magari la prima impronta dove vivono. Quindi vedere comunque ragazzi che entrano in gioco già nel territorio, dando proprio la loro visione, no, del posto, di raccontare delle storie e quant'altro, è molto apprezzabile e vi mette sulla strada giusta soprattutto. Sicuramente la social room fra pochissimo sarà attiva anche per voi, quindi arriveranno messaggi, aspettatevi insomma ecco, un messaggino da parte di chi segue il mondo del cinema, di chi segue ecco, poi dei giovani talenti come voi che poi raccontano in maniera egregia anche il territorio. Lo vedremo subito perché abbiamo già dalla regia il trailer Ho fatto un sogno. Vediamolo un attimo. Sì, sono molto curioso, Giuseppe. A che ora è finita la festa? Se non mi sbaglio verso l'1. Come verso l'1? Ma se l'hanno fermato alle 4 del mattino. Dopo la festa, che cosa ha fatto? Favorisci i documenti. Perquisisci la macchina che poi lo portiamo via. Sì. Chiamo il mio avvocato. Va bene, lo chiamerai quando arriverà il commissario. Ma chi cazzo è sto commissario? Che cosa stava sognando adesso, in questo esatto momento?
Beh, Michele, complimenti, l'applauso anche dallo studio. Raccontiamo un po' meglio la storia, se è possibile. Sì, allora, la storia non è molto complicata, però non vorrei svelarla, diciamo che... Quello che puoi. No, non spoilerare. Non voglio spoilerare, ovviamente. Quello che puoi. Allora, curiosiamo semplicemente... diciamo che c'è un uomo che viene fermato alle 4 di notte perché è ubriaco, viene portato in commissariato, prima viene perquisita la macchina e viene trovata una bustina di cocaina, però in commissariato si scopre che quest'uomo misterioso è un famoso regista e il commissario di polizia incaricato di interrogarlo è un appassionato di cinema. E da qui non voglio svelare più niente. Qui ci dobbiamo fermare. Qui c'è un intrigo, no, il film nel film, cioè un po' sì, felliniano sì. questa roba. Diciamo che sì, è vero, perché Molto Fellini Fellini. mi è piaciuto molto giocare sui generi in questo film, perché è un film sul cinema, è proprio metacinema. Senti, io so che tu hai voluto fortemente le maestranze calabresi. Sì, Perché? allora, diciamo che praticamente tutti gli attori che hanno partecipato in questo film sono amatoriali, nel senso non sono professionisti, quindi hanno dato una forte impronta di realismo a tutta la storia, però diciamo che soprattutto i luoghi, io ci tenevo che fosse girato in Calabria, perché già quando ho scritto il copione... Possiamo dire anche in che luogo è stato girato? Perché Sì, è stato girato, allora, a Cosenza, ecco la scena del posto di blocco, questa Sì, è qui i 13 canali. 13 canali, I sì. famosi 13 I canali. famosi 13 canali, e mi piace molto anche questa luce verde hitchcockiana, no? Ma Ricordiamo infatti tipo ho Vertigo. visto che tu giochi molto con i colori, Sì. quindi... Poi mentre il 70% del film, che appunto è in questa caserma strana, surreale, praticamente è a Camigliatello, l'ex caserma dei carabinieri di Camigliatello, che ci è stata concessa dal comune di Spezzano. Bene, l'assistente di regia invece, il tuo ruolo, come ho detto prima, è stato quello di stare a fianco a Michele De Rago. Quante persone sono state impegnate in questo progetto? Allora, per quanto riguarda il cast degli attori, saranno circa una ventina. Come abbiamo detto, fanno parte di questa compagnia teatrale, amatoriale. Abbiamo avuto la fortuna di aver avuto attori che avevano già recitato insieme. Per quanto riguarda quello che c'è dietro il film, bene o male abbiamo fatto quasi tutto io e Michele. Abbiamo avuto l'aiuto di un fonico. Per il resto, per quanto riguarda per esempio le luci, la regia, ci siamo occupati di tutto noi. Insomma, un film girato grazie alla volontà di due persone fondamentalmente, quindi non è difficile fare un film in Calabria, cioè Damiano. No, è difficile. È difficile, diciamo è che difficile. Cioè, se si parte dalla buona volontà si può fare si deve tutto. partire così, è ovvio, quando tu parti avere cioè, ogni ruolo che un ti giovane cura regista, qualcosa, voglio dire, magari. può rimanere in Calabria e fare l'attività da regista, perché Ma se certo, ci sono quello sempre. Ma la Calabria è un set testimonianze a cielo aperto. La Calabria è un set cinematografico. Anzi, forse abbiamo tante strutture che non sono state mai utilizzate per fare dei film. Mai Quindi valorizzate. possiamo valorizzarle. Al di là veramente no? della sceneggiatura, diamo merito a questi due paesaggi, ragazzi che strutture. hanno iniziato questa avventura. Ce ne sono altri colleghi, voglio dire, no? In Assolutamente. Calabria Giuseppe, che- c'è proprio una domanda specifica su questo in realtà. Vai. Chiedono ad entrambi quali sono le difficoltà e i benefici che avete riscontrato nel girare il film nella nostra terra. Allora, le difficoltà sono state la mancanza di, fra virgolette, di aiuti, nel senso che noi abbiamo chiesto tanto e abbiamo avuto tantissimi no. Infatti è vero, la volontà è stata tutto, perché non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, quindi abbiamo avuto tanto. Avete avuto anche dei no. Più no che sì, più no se che dobbiamo sì. essere È sinceri. stato molto difficile su questo punto di È vista. stato molto difficile, però allo stesso tempo quando una sequenza che tu hai semplicemente pensato, che hai semplicemente scritto, la trovi realizzata, la puoi vedere materialmente, ecco, quello è un beneficio. E poi abbiamo conosciuto... Dimmi qualche no, diciamo, Cioè, ecco, che non ti vogliamo capire- aspettavi, magari qualche no che non ti aspettavi. Ma che non mi aspettavo, in realtà non mi aspettavo di sì, se devo essere sincero, però
sono stati questi no sull'aiuto dei contributi, Allora, quali sono contributi stati economici non ci abbiamo neanche pensato, non li abbiamo nemmeno chiesto. Le spese sono comunque delle associazioni di categoria sono state che quasi zero, possono comunque aiutare, credo, in queste cose. Però, Bisogna perdonami, rivolgersi com'è poi, possibile no? che le spese sono state quasi zero? Allora, Cioè, perché abbiamo lavorato, gli attori hanno lavorato tutti gratuitamente, quindi hanno impiegato il loro l'hanno tempo. improntata più su una cosa tra amici, per gioco, però è cioè, uscito... è anche diciamo una sono sicuro. vetrina per poter partire, quindi Sì, l'idea è essendo il questa. primo film, essendo comunque la prima esperienza, ci diamo una mano, come dicevamo prima con Marcello, no? Magari se iniziamo a capire, darci un po' l'attore che dà la mano al regista e così via, allora all'inizio si crea. È normale che poi se tu fai sempre, hai idea comunque di fare sempre film nella tua vita e di girare dei film, è ovvio che poi l'attore ti dice vabbè, la prima volta va bene, la seconda volta pure. A poi, questo punto siamo tutti però curiosi l'inizio- anche di... Vai, ti ho No, interrotto. niente, dicevo questo, cioè l'inizio è importante partire con una squadra, no? Diciamo così, dove uno dà all'altro e poi... Sono curioso di sapere a questo punto quando uscirà il film. Allora, A che punto siete? Qua è una bella domanda, perché Questa è una il bella Covid domanda. ci penalizza molto da questo punto di vista. Sì, è stata la difficoltà maggiore. Non sappiamo Però quando... comunque rispettando le regole si è potuto girare. Più che Noi altro abbiamo forse avuto sì, ovviamente questa rispetto Pupi a- Avati. Abbiamo in collegato con noi D'Amico, perché mi ricordo che volevo sapere anche la sua, Antonio. D'Amico, pronto? Antonio? Io ci sono da un'ora che vi chiedo la linea. Ah, ecco, no, siccome sei antipatico in Anche regia, perché mi dispiace. è il mio campo questo. ma Oh, te ecco, aspettavi. ma noi infatti aspettavamo il professore, aspettavamo il nostro Questa luce professore. tenebrosa che sei. Professore, ci perdoni, ossequio, Allora, il professore. innanzitutto voglio salutare Nino, che ho visto nel video perché è un mio affiliato. Presuppongo che parte del cast facciano parte dei Forgiari di Cosenza. Cioè, dall'altra parte abbiamo il presidente della FITA. Io sono il presidente provincia di- della Confederazione. Antonio, Senti, scusami, Antonio, ma a parte... dove stai guardando, Antonio? A noi devi guardare. Lo fa anche in studio, cioè lui ha due telecamere montate. La TV, Ah, quindi, 60 pollici. quindi ci stai guardando in TV praticamente. Cioè noi Certo, allora volevo dire una cosa, così cerchiamo di non mettere confusione nelle cose. No, aspetta, partiamo dal fatto che Antonio, scusami, se no poi tu mi parti così a raffica. Allora, spazio a questi due ragazzi che con tanta buona volontà stanno mettendo in moto un film con costi quasi zero, pari a zero. Ne vogliamo parlare? Grazie, costi zero, perché questa è un'autoproduzione. Nel momento in cui la produzione avesse alle spalle una struttura tecnica, allora si potrebbe pensare a quello che tu accennavi prima e quindi gestire fondi, arrivare alla film commission. Io auguro ai ragazzi di poter crescere da questo punto di vista, perché adesso mi incuriosisce la cosa e voglio vederla nel dettaglio, anche perché i miei affiliati mi avevano informato di questo trailer, di questo film, che da quello che ho visto è molto interessante e come ben tu sai nelle mie attività di promozione del territorio c'è anche la promozione della cinematografia per quanto riguarda la sezione Ausonia, rivolta soprattutto ai giovani emergenti, e credo che ci siano i presupposti per poter far sì che questo trailer, questo film di produzione virgolettato amatoriale possa avere un prosieguo positivo. Quindi vorrei capire bene la situazione per poter anche spingere su qualche fondo e su qualche finanziamento. Bene, non abbandoniamo questi due ragazzi perché secondo me c'è tanta stoffa, c'è tanta volontà e tanta voglia di fare, quindi andiamo Comunque avanti. salutatemi il De Rose e salutatemi il Nino Muoio, che abbraccio calorosamente. Quando hai finito di farti i fatti tuoi, Antonio, ce lo dici, tanto siamo sempre in diretta, sto scherzando. Con i saluti siamo a posto, c'è la social room anche per mandare i messaggi per i nostri... PS. Eccolo. Dalla Opinion House. Dalla Opinion House.
Sentiamo. Dicono, arrivano tantissimi messaggi per la social room. Quindi abbiamo una... Cara Vincenza, oggi hai un look strepitoso. Oddio, grazie. Un look strepitoso. Grazie. Hai un look Ho un look strepitoso. strepitoso. Oggi te l'ho detto che sta facendo tutte le Cioè sue noi comunicazioni. abbiamo una room dove arrivano i messaggi per la social room. Abbiamo i messaggi dall'Opinion House per la social room. Ti rendi conto? Dove arrivano tantissimi messaggi dall'Opinion House. Ecco, l'Opinion House. Questa te la sei inventata adesso, guarda. Ah sì, allora aspetta che me li rimetto d'amico. Tu dovevi e fare poi proprio l'attore, per questa cosa inutile, ti cioè, pagherò, tranquilla che poi ti pago. Va bene. No, tutto gratuito. Ragazzi, se siete d'accordo rimanete ancora con noi perché diamo spazio un minutino alla musica. Abbiamo un altro ospite che è venuto a trovarci che è Lorenzo Lopez e poi continuiamo con il discorso legato al mondo del cinema. Stop the clock is amazing. You should see the way the light dances off your head. A million color of haze, golden and red. Saturday morning is fading. The sun reflected by the coffee in your hand. Eyes are caught in your gaze over again. We were older, waiting on a miracle. Try to find ourselves in a winter snow. So alone in love, like the water disappeared. Oh, I won't be silent and I won't let go. I will hold on tight till the afterglow, and we'll burn so bright till the darkness softly clears. Oh, I will hold on to the afterglow. Oh, I will hold on to the afterglow. The weather outside is changing. The leaves are buried under 6 inches of white. The radio is playing iron and white. This is a new dimension. This is a level where we're losing track of time. I'm holding nothing against except you and I. We were loved and waiting on a miracle. Try to find ourselves in a winter snow. So alone in love, like the one that disappeared. Oh, I won't be silent and I won't let go. I will hold on tight till the afterglow, and we'll burn so bright till the darkness softly clears. Oh, I will hold on to the afterglow. Oh, I will hold on to the afterglow. Oh, I will hold on to the afterglow. Bravissimo, veramente bravo Lorenzo, senza dare le spalle alla telecamera. Lorenzo, guarda, mi avvicino io da questa parte. Bravissimo, bella voce anche la tua. Sai, quella voce un po' da... No, ma immaginavo era... la colonna sonora di un film. No, voglio dire una cosa, vero, ma voglio dire finalmente una voce diversa da quella che ho ascoltato da quando abbiamo iniziato. Sì, cioè la molto prima originale. voce, devo essere onesto. Hai scritto brani tuoi? Sì, scritti, sì, ancora ci sto lavorando, però sì. Quando, è anche tutto in cantiere. Quando ci farai sentire spero prima un possibile. brano inedito? Spero prima possibile. Durante la pandemia sei riuscito a scrivere qualcosa? È stato difficile durante la pandemia perché non hai stimoli in realtà, però qualcosa si riesce a fare anche un po', lo stare soli, è un ambiente più tranquillo che ti aiuta da un punto di vista, però dall'altro
non ti offre nuovi stimoli, nuove emozioni per scrivere. Complimenti. Secondo me invece avresti dovuto, perché a volte con la musica noi trasmettiamo quello che abbiamo dentro, quindi in quel periodo che avevamo tanto da dire, magari non potevamo dirlo, dovevi sfruttare meglio quel periodo. Può essere, sì. Secondo me, la mia opinione. Complimenti, ritorna a trovarci quando lo riterrai opportuno e soprattutto per farci ascoltare anche un brano inedito. Va bene? Va bene. Grazie. D'accordo. Ciao a tutti. Ritorniamo al cinema con i nostri ragazzi Michele De Rango e Salvatore Di Camillo. Io poi dopo devo andare in pubblicità, questa sera vi ricordo che avremo l'ospitata degli amici della terra di Piero, racconteranno non solo quello che è l'aspetto sociale, ma avremo anche un momento di cabaret all'interno del nostro programma. Quindi mi dicono che sono arrivati, è vero Francesco? Sono arrivati, vero? Sì, sono arrivati gli amici della terra di Piero, sì, perfetto, quindi li avremo con noi questa sera. Allora ragazzi, finito questo film, sperando che tutto va bene, sperando che arriva questo grande successo che vi auguriamo, state già pensando al prossimo film? Perché tu sei un sognatore, quindi da te bisogna aspettarsi di tutto. Copioni ne ho scritti molti, diciamo che proprio 2 o 3 giorni fa ho finito un nuovo copione, ho finito l'ultima revisione e spero di poterlo realizzare il prima possibile. Guarda, noi te lo auguriamo, ve lo auguriamo, fate sempre squadra forte. Siamo una bella squadra. Sì, si vede. Curioso come, ricordami il nome. Salvatore. Salvatore, tu hai detto non facevi questo, no? Invece ora lavorando ti ha rapito come... Sì, mi ha rapito, soprattutto il progetto, perché comunque valorizzare il nostro territorio penso sia la cosa più bella di questo progetto, e una delle cose più belle anche è stato lavorare in pochi ma lavorare bene. Guarda, io sono felicissimo. Questa è determinazione. Sì, determinazione, è proprio... creatività italiana, determinazione, coraggio da calabresi, perché questo dobbiamo dirlo, questo è coraggio da imprenditori calabresi, non solo da registi. Secondo me scorre nelle loro vene un po' di DNA imprenditoriale. Sì, d'amico. Benissimo il fatto di lanciarsi in questo progetto, ma dobbiamo anche sottolineare ma non che è importante studiare, studiare. Sì, ma non fare grazie allo studio. Aspetta che c'è il terremoto lì, Antonio, fermati. Ferma con il monitor, Antonio. Dicevamo, però questi ragazzi hanno un coraggio imprenditoriale da vendere, perché hanno iniziato a produrre un film a costo zero, quindi significa che hanno grandi capacità. La specializzazione è l'elemento fondamentale, perché con la specializzazione loro realmente possono ambire a traguardi importanti. Certo, lo faranno, si formeranno nella vita, non bisogna mai smettere di studiare, quindi loro lo faranno, si impegneranno ancora di più, ma la cosa bella è che lo faranno partendo dalla loro terra, non hanno fatto la valigia per andare via, sono rimasti in questa terra ed è per questo che gli auguriamo ancora di più è quello di creare il grosso in bocca al lupo. Cinema, la fabbrica delle fiction in Calabria. Certo. Speriamo che finalmente questo avvenga. Io vi devo salutare, altrimenti ragazzi mi linciano, la pubblicità è tassativa per me, quindi devo andare in pubblicità. Grazie a Michele De Rango per essere stato con noi, grazie a Salvatore Di Camillo, tornate comunque appena esce il film, perché vogliamo poi rivederlo insieme e analizzare bene un po' tutti gli aspetti. Siete d'accordo? Ma sì, ve lo auguriamo. Grazie ancora per essere stati con noi, a tra poco, andiamo in pubblicità. Grazie cari amici per essere rimasti sintonizzati sul 10, io in questo blocco non vi garantisco nulla, ve lo dico prima, perché sono in compagnia di 3 simpatici attori, comici, sono di tutto e di più, pregherei la regia, ecco già qua si stanno un po', ecco vedete che si spingono, non lo so quello che succederà amici, ma sicuramente vi terranno incollati al canale 10 il chiave della macchina che hanno studiato la fisica, il chiave della macchina, ma sei veramente un deficiente. Salutiamo. Buonasera a voi, ben arrivata dell'Iseno Sposato, Roberto Giacomo Antonio e Antonio Filippelli della terra di Piero. Buonasera. Farei un applauso anche dallo studio
ai nostri, grazie. Ai nostri ospiti. Grazie. Beh, partiamo subito, quindi prima con la parte seria, se ci riusciamo, perché non è facile. No, non è che non è facile, non è possibile. Non è possibile non proprio. c'è empatia in questa cosa. Immagino quello che mi aspetterà in questo blocco da 25 minuti, ecco. Senti, parliamo subito di quello che è la parte legata alla Terra di Piero. Siete tutti membri della Terra di Piero, un'associazione. Partiamo proprio da questo, cioè come nasce questa associazione? Poi Eliseo, ti lascio a te che è vicepresidente, quindi lascio Io a sono il Eliseo. vicepresidente della Terra di Piero. Me ne vanto, come si suol dire. Facciamo 10 anni, a febbraio muore Piero Romeo, che era un membro indiscusso della Curva del Cosenza e anche membro effettivo del volontariato a Cosenza. A Cosenza si diceva era il cuoco dell'oasi francescana di Padre Fedele, quindi diciamo era... Se volete potete anche abbassare la mascherina in questo... Era soprattutto conosciuto per le sue doti umanitarie. Dopo un mese della sua morte molti dei suoi amici hanno deciso di formare questa associazione con l'intento di costruire un pozzo in sua memoria, perché lui con Padre Fedele, Paride Leporace e Sergio Crocco andarono in Africa, nella Repubblica Centrafricana, a fare delle opere, diciamo, benefiche, tra cui un pozzo. E quindi nacque questa idea. Vado veloce perché 10 anni sono tanti. Noi finiamo alle 21. Questa idea del pozzo, diciamo così, e iniziamo a fare come fanno tutte le associazioni, a raccogliere con i gadget, le penne, gli accendini, i portachiavi, raccogliere un po' di fondi. Quindi comunque questa associazione ha creato dei pozzi d'acqua in Africa. Calcoli che un pozzo, perché noi ci sembrava chissà che cosa, un pozzo a mano, perché poi noi lo facciamo in Centrafrica. Calcoli che durante le guerre civili loro la prima cosa che vanno ad insabbiare sono proprio i pozzi. Quindi se lo fai manualmente, non diesel, diciamo così, rende di più perché puoi riscoprirlo e rimetterlo in moto. Per farla breve abbiamo fatto 3 pozzi, 2 asili, abbiamo fatto 2 scuole, una scuola di cucito, abbiamo mandato 3 container rispettivamente in Tanzania, Centrafrica, Madagascar, Namibia, e adesso faremo un parco in Senegal, un parco giochi. Poi abbiamo dalla regia, Francesco, dalla regia abbiamo le immagini di quello che stiamo parlando? Avete mandato queste immagini? Dei pozzi no, di quello che abbiamo fatto in Africa no. Ho dato al suo allora pregherei la regia di Giovanni Stefano Rodia di inoltrare qualsiasi contributo video, grafico, insomma, che abbiamo. Così. Il nostro progetto, diciamo, più imminente è il Parco dei Nonni. Ecco, questo qui, vediamo. Senza la nonna i giochi sono identici a quelli che state vedendo. La nonna non c'è. La nonna non è inclusa nel pacchetto dei giochi. È un peccato perché è una bella signora. Non sono attrici. No, sono fotografie proprio copiate dal web, però il gioco è uguale, identico. Cioè con lo scherzo, con la satira, vi rendete conto questi signori che cosa ci stanno raccontando? Tanto di sociale, cioè c'è mia nonna davvero. C'è tanto di sociale, c'è tanto di... Calcoli che in questo periodo di pandemia noi ci siamo fermati, questo progetto doveva essere eseguito precedentemente, però in questa epoca di pandemia, insieme alla Cosenza Solidale, perché soli non saremmo stati capaci di farlo, quindi con le Femminillotta, con Cosenza Vecchia e tante altissime, scusate se me ne scordo tante, associazioni che si sono raggruppate, siamo arrivati in periodo di lockdown a fornire la bellezza di 800 pasti quotidiani ai senza tetti e ai bisognosi quotidiani e circa 1000 spese settimanali agli indigenti. È una macchina enorme che a dirla sembra facile, per una situazione locale è tanto. Tantissimo. C'è dalla nostra che abbiamo molto ricevuto, è la verità, perché se non ricevi è difficile che dai, però in questo periodo tuttora siamo a livelli molto più bassi di quelli che dicevo prima, però ancora siamo operativi perché molte volte non ci sembra a noi stessi il fatto che sotto i ponti di Cosenza vivano tante persone che sono veramente non povere, di più. Ecco perché bisogna dire grazie a tutta questa massa di volontari e di cittadini che ci danno contributi per poter far sì che questo
avvenga. Questo invece è un parco che sta nascendo a Rende, nel parco Robinson del comune di Rende. Questa è la fidanzata di Roberto. Nel comune di Rende. Sono tremendi perché mentre riprendono lui dall'altra parte ci stanno gli altri due che litigano, non so cosa sta succedendo. Vicino, ma cosa sta facendo? Cioè, perché ti dà fastidio? Dà fastidio perché lui ha le ruote e io no, per esempio. Ah, ecco. Questa cosa mi dà fastidio. Cioè loro si chiamano, posso dire il nome d'arte che è Tre uomini e una seggia? Questo lo può dire lui. Allora, Tre uomini e una seggia è un progetto, è una costola nata dalla Terra di Piero e dai progetti teatrali di Sergio Crocco, di cui noi abbiamo sempre fatto parte, tipo con Sativicci, Foro Affascino, Andura, Arammersa, eccetera, eccetera. Ci siamo distaccati noi tre. Ti prende in giro, guarda. Sì, ma lui lo fa costantemente. E ci siamo staccati noi tre, abbiamo pensato a un progetto teatrale, un trio comico, e abbiamo fatto ben 2 spettacoli che hanno mietuto, si può dire mietuto? Sì, sei italiano. No, perché è un po' volgare. Mietuto Mietuto è volgare. No, non lo so, non conosco. È un po' volgare per il dizionario. Sì. E abbiamo mietuto un bel successo perché abbiamo fatto quasi 40 spettacoli in circa 3 anni, si vede. Con tanti spettatori a seguito, abbiamo girato tutta la provincia di Cosenza. Addirittura? Abbiamo fatto, siamo andati addirittura a Longobucco di notte. Abbiamo i nostri cameraman anche di Longobucco, il nostro regista Rodia. Quella sera c'era quella sera? Purtroppo non c'è di combinazione. Si vergogna. Anche più tardi, ma si vergogna. Stavo dicendo, questo è un ottimo progetto teatrale perché continuerà. Un modo però per rivedere lo sketch fatto a Longobucco, qualcosina di quello lo sketch faremo tra poco. Lo possiamo rifare. Tra poco lo faremo, che è una siamo tutti curiosi, signori. Io no. Lui non lo vuole fare. È arrivato, lo questa festa. Perché questo è uno sketch, è un quiz. Il quiz di Tre uomini e una seggia, perché in televisione poi si addice, si può dire addice, vabbè. Sì. Si addice. Si addice perché si dice. Perché che questo è la Cantagente a Castrolibero, meraviglioso, eccezionale. Vediamola. Questa è una delle serate più belle di Tre uomini e una seggia, facemmo 1200 spettatori in una sola sera. Ma siamo sicuri che non sono foto tarocche? Un po' tarocche sono perché per esempio ci abbiamo aggiunto una persona in più all'ingresso lì, quello dei panini che non c'era. Hanno pagato tutti? No, non tutti. C'era mio padre, per esempio, che ho passato il biglietto. Però al di là di non dovevo dirlo questo. Sotto la porta. Comunque al di là di questo, cosa stavo dicendo? Come siamo nati? Come siamo nati? Tanto lui è stato sullo sgabello, non serve. Una seggia. La seggia naturalmente qual è? Tu che sei Pespi e Cace, tutte e due. Secondo te? La seggia è quella di Roberto, quindi uno sguardo alla comicità ma anche alla disabilità per vederla in un senso di normalità. Quindi far passare il messaggio che la disabilità non va più scissa dalla normalità. Bisogna guardare. Vabbè, non è facile, lo so, però bisogna avere Roberto come me. Ma non è facile, lo so. Io sono bello, alto, lui è quello che è. Però lasciamo stare, non è questo il biondo tu sei. Io sono biondo con gli occhi azzurri, mi sono travestito per non farti sembrare più brutto ancora. Secondo me è il caso proprio di lasciarveli. Roberto c'ha la barba che adesso va di moda assai, un po' più lunga, quindi secondo me. Vabbè. Secondo me è il caso proprio di gustarci un po' un pezzetto, ecco, del loro sketch. Gli lasciamo un po' di. No? Facciamo il quiz. Allora io mi sposto dall'altra parte, così vi lascio. C'è una sedia lì, sì, mi metto da quella parte. La cartellina? Prego. Grazie. Vieni in platea. C'hai già. Scusa. Buonasera e benvenuti al quiz show di Tre uomini e una seggia, un quiz straordinario. Bravo! Allora, per cortesia cerchiamo di stare calmi, il concorrente. Non entusiasmo. Sì, deve stare calmo, se no ammazzate in testa. Allora, questo è anche un messaggio di pace e di armonia. Il quiz show di Tre uomini e una seggia mette in palio, dove devo guardare perché mi vedo storto io alla televisione. Ah, lì? Non sono abituato, io ho fatto sempre teatro nei porcili. Allora, dicevo, i Tre uomini e una seggia è un quiz show straordinario perché mette in palio soldi a raffica ed ecco stasera abbiamo Eliseno divorziato da una parte. Che battuta simpatica. Perché? È una battutissima. Perché? Sono divorziato. Come si chiama? Sposato mi chiamo. Ah vabbè, però è anche divorzio, quindi non ho sbagliato. È vero. Benissimo, e poi c'è Roberto che ha 3 nomi, nessun cognome, incredibile. Sì, Roberto, sì. Giacomo e Antonio. E Antonio. Il cognome come Antonio. Bravo. Allora, iniziamo subito con le domande. Ci saremo 3 gruppi di domande e poi il giocone finale, che è quello di Sarabanda. Il magno gioco.
Perché siamo in televisione. Lo so, però. Allora, il gioco finale che è quello tipo Sarabanda, non so se ve lo ricordate, dove metto una nota e voi dovete indovinare qual è la canzone. Però partiamo con le domande. Domande di geografia, attenzione. Chi si prenota per primo fa perché non abbiamo i pulsanti, non ci sono le pulsantiere, quindi fate Tu puoi fare, per esempio, tu che soffri di aerofagia, puoi scorreggiare per prenotarti. Aspetta che mi sposto allora, scusa. Sì, ti conviene. Non vorrei proprio. Ti conviene perché un'aerofagia puzzolente, non è quella normale. Allora, prima domanda di geografia. La nazione più lunga del mondo? Si prenota Eliseo. Il Cile. Il Cile? Cile, per estensione le dice il Cile. Ma sono nevata! Il Cile. Giacomo Antonio, risponda lei. Antonio, risponda lei. L'Ungheria, esatto, la nazione più lunga del mondo. Sposato. Maria, l'assistente di studio ride. Silenzio, piuttosto si dia da fare perché già perde 1-0 sposato. L'Ungheria ha battuto da 4 soldi. Facciamo una polemica su ogni domanda. Allora, seconda domanda. La città dove si fabbrica il vetro? Bravo, sposato. Murano dice sposato, contro risposta di Giacomo Antonio. Avetrana, esatto. 2-0, sposato. Adesso ho capito perché è divorziato. Allora, terza domanda. La capitale della Grecia. Bravo, sposato. Lei a prenotarsi è il più bravo. Poi a rispondere. Atene comunque. Sì, Atena, lo sappiamo che Atena, ma qual è? Atena, lo so, Atena, ma qual è? Atene, esatto. Atena, tutti gli stati ce l'hanno. È un gretino, però. Si faccia i fatti suoi, per cortesia. Allora, 4... Non è di parte, no. 3-0. Io ti hai passato quelle domande, mi raccomando, che modo ci sono le altre. Allora, si vada a sedere, c'è il Covid, è sposato! Per cortesia, sì. Sta parlando con il concorrente. Allora, quarta domanda, la città dove non prendono mai i cellulari, qual è? Qual è? Non si prenota? Non mi prenota. Risponda. Posso dire pure bocchigliero, tanto un video. Ma cosa dice? Campobasso. Campobasso, esatto. Perché? Ma lo dice la parola stessa, Campobasso, il cellulare non prende. Allora, quinta e ultima domanda di geografia. La nazione con più alto numero di nani. Nani. I nani. Qual è? Come lui. Come Roberto. Cosenza allora. Cos'è? Perché c'è Roberto che fa per tutti. No, è sbagliata, qual è? Qual è? Paesi Bassi. 5-0 sposato. Per cortesia. Ma si vergogni. Alla seconda fase. Adesso le domande sulla nostra amata città. Quale? Vediamo se se la sa. Quale? Cosenza. Bravissimo. Non vince nulla però lei naturalmente. No, va bene. Domande su Cosenza, attenzione. La prima domanda. Qual è il punto più alto della città di Cosenza? Vabbè, Pancrazio. Pancrazio. Avete del Pancrazio che ha fame questo. Pancrazio. Ma è sempre il momento di mangiare, è sposato. No, non abbiamo Pancrazio, se lo vado a comprare. Torre Alta, Il punto più alto? Sì. Torre Alta. Torre Alta, se l'ha suggerito lei. Però non si è nemmeno prenotato, onestamente. Vabbè, non c'è bisogno perché è così intelligente e lui così somaro che non c'è bisogno di prenotare. Non è di parte lei comunque, no. Sono di Mendicino, non di parte. Di Mendicino. Allora, seconda domanda, dove va a fare la spesa Alarico? Attenzione. Dove va a fare la spesa? Io lo saprei, ma dico un altro posto. Dove va? Vabbè, a Di Scarpelli, tanto. Da Scarpelli? Dico un altro posto. Sbagliare. Lo so qual è il posto però. Ai due fiumi. Ai due fiumi, esatto. Ai due fiumi, per forza. Allora, terza domanda. Quale acqua si può... Scusami conduttore, perdonami, il quiz prevede anche le telefonate da casa perché il direttore di studio dice che c'è una telefonata in diretta. Ce la chiamiamo o... Se è quello che sappiamo noi non rispondiamo. Allora, se è Sergio Crocco chiudete la cornetta. Non lo so, allora facciamo una cosa. Chiediamoglielo. Sentiamo la telefonata, se per voi vi passiamo la linea. Pronto? Buonasera, sono Anna. Sergio Crocco non è. Non è Sergio, possiamo rispondere. Anna, parli Anna.
Allora, ho sentito una domanda un pochino scioccata, che a Campobasso non prendono i telefoni, non è affatto vero, perché io abito a Campobasso. Anna, allora a lei risulta che io l'abbia mai chiamata al telefono? Anna! Guarda, non prendono! Vedete, allora ho ragione, non sente! Non sente, non prende, vedi? Non prende la telefonata. Allora, io a Campobasso ci sono sempre, e il mio telefono che sono con Ghena prende... pure! Sì. Ma si sente male, io non la capisco. Anna, proprio perché non prendono, non la sentiamo bene, però risponda a questa domanda. Io l'ho mai telefonata a lei? No, appunto, ma perché lei non prende? Io non riesco a telefonarla, tutti i giorni ci provo, signora Anna. Io telefono veramente, faccio miglia. E allora come fa a sapere se a Campobasso prendono i telefoni se è a 4 miglia, signora Anna? Perché c'è abita mia figlia e io ci tutti i giorni. E allora signora, mi faccia una cortesia, chiami sua figlia e non qui in questo momento. E glielo chieda. Si sente? Saluta la signora, educatamente saluta la signora. Signora Lucia. Ho sentito il mio nipotino 2 minuti fa. Bene. E allora prende. Benissimo. E allora signora la salutiamo, ci saluti Campobasso. Se prende. Un abbraccio. Vabbè, anche i Sernia, perché sono sofferti. Anche i Sernia, se passa di là. Voi sono rosso, mi dispiace. Peccato, ci volevo andare domani. Ciao, vabbè, arrivederci. Grazie signora. Sei riuscito a creare È pazzesca sta cosa. Campobasso, Hai fatto arrabbiare quelli di Campobasso. diciamolo che a non è di Campobasso i Campobasso, telefoni di prendono. Poi chiamano pure dall'Ungheria. Poi chiamano dall'Ungheria, da Vetrana, da Atene, dai Paesi Bassi. Chiedo scusa, quando manca così? Allora, assistente, attenzione. quando manca? Minuti di recupero vogliamo. 5 minuti. L'ultima Avremo un recupero. domanda, poi però c'è il giocolone della musica, andiamo direttamente al C'è giocolone. un'altra telefonata, mi dicono. C'è un'altra telefonata. Ormai Vediamo, sentiamo le telefonate. Sentiamola, pronto? Pronto? Sì, con chi abbiamo il piacere di parlare? È il centralino questo, così le passiamo lo studio che lei desidera. Pronto? Chi è? È da Pronto? Campobasso. Sì, è pronto, siamo pronti, dica. Pronto? Siamo pronti? Sì, chi è? Siamo pronti. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Una cosa a Roberto Antonio Deliseno. Sì. Ehi, un attimo che le passiamo lo studio, un attimo che la mettiamo in collegamento. Dica. Pronto? Dica. Secondo me ne sta mandando a Vabbè, Cristiano. andiamo avanti perché il signore credo... Però è bellissima questa Sì, trasmissione. Allora, ultimo gioco. Eliseo, lei ha la possibilità con questo ultimo gioco, perché le domande valgono doppie, di superare Roberto Giacomo Antonio e poi chiudiamo. Allora, indovina la canzone. Io parto con una canzone. Che non sa ricordare niente. Alex, dagli anche un po' di musica, no? Allora, sentite questa. La fisarmonica. Ha sbagliato. Qual è la vera? La fi. Chi? La fi. Attenzione che La fitta. È proprio chiaro. La figlia del dottore si ammalò. Andava Ciccicocò. 1-0. Eliseo, su. Seconda. Volare. Lei ha una bella voce. Grazie. Però ha sbagliato. Qual è? Però prima. Voglio andare a vivere in campagna. Ha capito? È questa. Allora. Terza. Ma glielo potevi suggerire? Romagna mia. No. Io avrei detto Roma non fa la stupida. questa l'avrei detta anch'io. No, ma questa l'avrei detta. Lei è un ignorante, ha capito? Allora, penultima. assurdo. A chi? No, aspetta, ferma il gioco. No, era un a chi? No, non si sprechi.
bronzatissima. Basta. Non ci vengo più. 4-0, l'ultima. 6. Bellissima, Lei dice 6. Bellissima. Sbagliato. 6 per 7,42 più 2,44. Sposato perde, vince il Giacomo Antonio, evviva! Più da pasta menù. Che canzone è? Che tristezza questo gioco, Adesso credo che abbiamo fatto lo sketch più brutto dell'universo. Perché la cosa più simpatica è stata la signora che ha chiamato di Campobasso. Spero che la signora è riuscita a prendere la linea. No, più che con la figlia. Magari è bello chiunque ora. Assistente? È bello quando uno fa ironia. 3 minuti, scusa. Francesco, mi raccomando, non farli venire più. Mi raccomando, perché ma noi stiamo facendo di tutto. Devo aggiungere una cosa, perché così faccio parlare lui, non perché lui si vuole nascondere. Guardate che si nasconde, perché è timido, non sembra, è timido. Nasce tutto dall'associazione, dal teatro, da tutto questo. In tutto quello che facciamo c'è sempre un risvolto umano, più che altro, e anche un tocco per far pensare non solo alla risata, ma al di fuori di tutta questa logica. E Roberto è il nostro, la persona più al di fuori dallo scherzo, la persona preposta a saper spiegare alcune cose che noi possiamo anche dire o raccontare per aver letto, ma lui le ha studiate, le ha messe anche in legge, quindi è una persona che, per quanto riguarda la disabilità e tutto quanto, è una persona che ha uno spessore in città, ma io penso anche sul panorama regionale. Diciamo che è un disabile vero, diciamo. È un disabile vero. Perché c'è gente che dice che noi ci facciamo minoria, no? Quante volte diciamo tipo alzati, si tieni coraggio, cioè queste battute così. Sì, però molti spettacoli nostri fanno sì che la gente percepisca il nostro sfottò verso Roberto, per farli indignare, per far capire che in realtà nella vita reale c'è davvero chi ironizza o chi prende in giro i disabili, ancora adesso nel 2021. Ragazzi, io a parte tutto sono veramente scioccato dalle parole che ha detto lui prima, perché ha detto: noi abbiamo portato dei pasti a delle persone che avevano bisogno. Immaginatevi, laddove c'è bisogno, arrivano loro non solo con l'aiuto per sfamare delle persone, ma magari anche con l'aiuto di un sorriso, con l'aiuto della consapevolezza che in quel momento quella persona deve stare bene, perché deve essere soprattutto motivata, cercare di dargli un sogno, no? Anche con il sorriso. Credo che la vostra è una doppia. Il motto della Terra di Piero è un sorriso, diciamo, che coniammo molti anni fa, però è così. Però c'è da dire, e lo ripeterò fino alla morte, se non fosse per la marea di volontari che operano sul territorio, che vanno davvero sotto i ponti, cioè che vanno davvero casa per casa, senza di loro noi come Terra di Piero, io parlo a nome della Terra di Piero perché ho un ruolo nella Terra di Piero, ma dico la verità, saremmo nulla senza questa marea di persone. Roberto voleva dire una cosa, ovvero che l'Inter ha vinto 3-0 col Milan ed è contento. No, non credo, tra l'altro. Chi di voi scrive i copioni, se ci sono copioni? Perché secondo me... Tutti e tre all'unisono, perché quando noi il copione, la scrittura del copione è la parte più bella dello spettacolo, perché ci avvinazziamo e mangiamo come dei maiali e poi durante queste cene luculliane e queste bevute ci vengono le idee, scriviamo, mettiamo giù il copione e poi noi usiamo molto l'improvvisazione. Quindi il copione è più che altro un canovaccio di una massimo 2 pagine. Un riferimento. Poi lo sketch dura 30-40 minuti. Io spero che avremo la possibilità, a parte con gli scherzi, di riavere Tre uomini e una seggia, ma soprattutto la Terra di Piero, perché c'è tanto da raccontare ancora. Però volevo lasciare le conclusioni proprio a Giacomo Antonio, se sei d'accordo, Giacomo. Quello che vuoi dire prima della pubblicità, ti lascio veramente a te questo momento. No, non lo so, mi pare che hanno già detto tutto loro, nel senso che noi abbiamo fatto queste cose e ci siamo scoperti attori, scrittori di spettacolo, facciamo davvero queste cose divertendoci noi per divertire e per raccogliere fondi che poi devono essere destinati alle attività della Terra di Piero. Anche gli spettacoli che facciamo noi, noi raccogliamo anche dei fondi che destiniamo alla Terra di Piero.
Ci divertiamo, parliamo di un sacco di cose, anche molto serie, lo facciamo con ironia, con sarcasmo, parliamo di disabilità, di diritti, di inclusività, di un sacco di roba, senza nessuna ipocrisia però, con il sorriso e con libertà, assoluta libertà. Riusciamo a chiudere con un altro sketch di 1 minuto? Francesco, ce l'abbiamo? 1 minuto? Abbiamo. No, sketch di 1 minuto non... 2 minuti. Neanche... 2 minuti. Non ce li abbiamo. Non ce l'abbiamo. No, una cosa voglio aggiungere. A proposito del parco, ad esempio, calcoli che tutti coloro che operano e fanno qualcosa per la Terra di Piero lo fanno a titolo gratuito. Ad esempio, il nostro architetto, perché noi facciamo ridere, quello ci lavora, il nostro architetto, che è Sergio De Luca Rizzuti, è quello che ha disegnato il Parco Piero Romeo a Via Roma, perché noi non abbiamo parlato, ad esempio, del il primo parco inclusivo del Meridione d'Italia, che sorge a Via Roma, e quello dei nonni è anche opera sua. Ne avremo modo di parlare nella prossima puntata, perché è un modo per rinvitarvi nuovamente. Io devo dare la linea al TG Flash e quindi siamo categorici, quindi spero di ritornare su questo argomento con 3 uomini e una seggia, ma soprattutto con la Terra di Piero. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Linea al TG. Found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, thrill that Alessia, la regina, vado subito da lei perché veramente un'altra voce importante, imponente, brava. Grazie. Complimenti. Da quanto tempo canti?
Canto da circa 3 anni e Cecilia mi segue da 1 anno ed è stata davvero una scoperta, ecco. Bene, Cecilia. In bocca al lupo e soprattutto ritorna a trovarci anche tu quando lo riterrai opportuno e presentarci magari anche uno dei tuoi brani. Hai già iscritto qualche brano inedito? Sì, io scrivo sia brani in inglese sia brani in italiano e spero, ecco, di aver Torna presto... a trovarci quando vorrai. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie a te. Salve. E noi andiamo avanti con il nostro ultimo blocco di Tennellode. In questo momento ho il piacere di interloquire con la docente Maria Cristina Guido, che pregherei gentilmente di accogliere nel nostro studio. Eccola, ben arrivata. Grazie. Grazie a lei, prego. Faccio accomodare subito così abbiamo la possibilità. Ci siamo un po' tolti sta mascherina. Sì. Quando usciamo da questo cerchio purtroppo è giusto che sia così, dobbiamo mantenere ecco, comunque la distanza, rispettare le regole. Però ecco, un sospiro di sollievo. Cerchiamo di parlare di positività, cerchiamo di parlare delle cose belle, ecco, che comunque speriamo ecco, possano, come dire, sviluppare da oggi in poi. E con lei parleremo proprio di parità di genere, questo è l'argomento, ma prima di tutto questo io partirei col fatto che nei giorni scorsi ha coordinato 2 iniziative, la prima sulla democrazia interna nei partiti e la seconda sui partiti digitali. Entrambe hanno avuto ospiti illustri e soprattutto molto consenso, ce ne può parlare? Sì, allora è stata una settimana impegnativa, devo dire. Perché lunedì abbiamo avuto la possibilità di tenere un webinar con l'onorevole Gianni Cuperlo che pur non essendo più parlamentare è comunque un intellettuale della sinistra molto lucido e molto stimato e con lui abbiamo parlato proprio dell'evoluzione dei partiti perché è indubbio che i partiti come li abbiamo conosciuti noi, i famosi partiti di massa, oggi stanno subendo una mutazione. E quindi l'argomento è stato un po' trasversale perché grazie all'associazione Arder di cui faccio parte lunedì abbiamo approfondito il tema appunto della democrazia all'interno dei partiti, che è un tema come dire, inserito nell'articolo 49 della Costituzione, quindi la nostra Costituzione già prevedeva dei meccanismi per garantirla all'interno appunto dei partiti, mentre sabato, cioè ieri, con l'associazione Controcorrente abbiamo parlato con un giovane sociologo che ha scritto un libro molto apprezzato che si chiama appunto Partiti Digitali ed è Paolo Gerbaudo, che è oltre ad essere un sociologo è anche il direttore della scuola di cultura digitale del King's College of London. E anche con lui abbiamo affrontato un po' il tema di queste nuove compagini politiche che basano tutto quanto sull'utilizzo della rete, quindi di internet. E quindi è una visione diversa della politica per come siamo stati abituati noi, quindi è stata una discussione molto apprezzata. Prima all'interno dei partiti e ora attraverso le associazioni ha sempre avuto particolare attenzione alle politiche di genere, come dicevo prima. In che modo? Allora, guardi, io le confesso una cosa, appena ho iniziato ad approcciarmi alla politica avevo 16 anni, ero molto giovane e consideravo questi temi legati alla parità di genere un po', diciamo, di persone âgée, cioè di temi affrontati da persone che magari militavano nei partiti da tanto tempo, quindi mi sembrava una cosa, diciamo, poco innovativa. Col passare del tempo, in ambito lavorativo, piuttosto che anche nella politica, comincio a subire un po' delle discriminazioni legate al genere. A me è capitato negli anni di pensare che non fosse più un argomento relegato solo alle donne o alle donne di una certa età e che se non ci si occupava di questi temi, erano questi temi che comunque si occupavano di te o che comunque contribuivano come dire, ad avere delle ingerenze nella tua vita. A me è capitato, per esempio, quando ricoprivo degli incarichi politici, di sentirmi dire: guarda, abbiamo invitato tuo marito a questa iniziativa e l'abbiamo sostituito con te perché tu hai una bambina piccola. Come se, in un certo senso, il fatto di essere mamma fosse una diminuzione e quindi questo come dire, toglieva qualcosa al contributo che io avrei dovuto dare in quell'iniziativa. Il nuovo governo che vede una presenza femminile ridotta, cosa ne pensa di questo?
Ecco, questo è uno dei temi che comunque ti spinge a combattere, perché è vero che sul tema della parità di genere sono stati tanti gli obiettivi che le donne insieme hanno raggiunto in questi ultimi anni, però c'è ancora tanto da fare, perché diciamo, questa compagine governativa è un po' lo specchio della società, e cioè i partiti quando si trovano alle strette fanno delle scelte che sono più comode, legate alle correnti. Eppure non possiamo dire che in questo Parlamento non ci siano delle parlamentari donne che abbiano delle competenze da poter spendere, lo è successo anche nel governo precedente, quindi è sempre una scelta molto facile, quella di come dire, accontentare il capocorrente piuttosto che scegliere in base alle competenze, e questo è il problema, su questo bisogna ancora lavorare tantissimo. Damiano. Sì, no, come lei ha detto giustamente, i passi avanti sono stati fatti, per fortuna, diciamo, nella storia. E se ti chiedo, se ti do del tu, perdonami. Sì, ci mancherebbe. Cioè, a che punto siamo? Cioè, cosa manca ancora? O su che punti magari bisogna, secondo te, focalizzarci per riuscire ad arrivare più o meno... Insomma, ci sono tanti temi, dagli stipendi mi viene in mente, o l'esempio che hai fatto che è calzante, però secondo me i passi avanti sono stati fatti. Cosa manca, cioè, dal tuo punto di vista, se dovessi... Allora, mi permetto di risponderti con due argomenti su cui bisogna secondo me concentrare le attenzioni. Uno è quello del linguaggio, perché è proprio in queste ore c'è una levata di scudi contro l'ospite di una trasmissione televisiva che ha inveito contro Giorgia Meloni utilizzando dei termini poco carini. Allora, le parole sono importanti, hanno un peso, quindi lavorare sul linguaggio, che sia un linguaggio rispettoso, è un lavoro che va fatto, che chi, diciamo, ricopre degli incarichi pubblici deve cominciare a fare con se stesso, cioè acquisire una nuova consapevolezza, che non ci si può più permettere di accusare una donna puntando sul suo aspetto fisico, sulla sua vita privata. Giorgia Meloni è una persona lontana da me politicamente, abbiamo ideali diversi, però non è giusto che Giorgia Meloni venga etichettata in questi termini e magari un altro uomo che ha lo stesso incarico non ottiene lo stesso trattamento. Quindi linguaggio innanzitutto, e poi lavorare anche sull'aspetto economico, perché le donne devono affrancarsi anche da un punto di vista economico. Io sto portando avanti una battaglia che si chiama Giusto Mezzo insieme ad altre donne, che chiede al governo di destinare metà del Recovery Fund alle politiche di genere, che non sono politiche soltanto per garantire non sono politiche che garantiscono la presenza delle donne, perché per quello abbiamo una legge, ma sono politiche economiche che per esempio garantiscono un maggior numero di asili nido, dare la possibilità alle donne che lavorano di non essere da sole a gestire i figli. Ecco, tante piccole misure che però messe insieme danno la possibilità alle donne di affrancarsi anche da un punto di vista economico, e credo che sia importante. A proposito, ecco, del governo, e visto il fatto che lei è comunque docente di una scuola, la relazione di Draghi per la fiducia ha destato sdegno e preoccupazione nel mondo della scuola per certi versi, ha avuto apprezzamento per tanti altri, cioè, cosa ne pensa? Allora, guardi, la categoria dei docenti, degli insegnanti, in generale un po' del personale scolastico è bistrattata da un po' di anni. Almeno io percepisco questo, perché la relazione di Draghi, che comunque ha al suo interno anche dei punti di innovazione importanti, parte da un presupposto, cioè che si deve modificare il calendario scolastico e quindi allungarlo per recuperare il tempo, diciamo, il periodo scolastico che noi abbiamo fatto a distanza. Nella semplificazione che poi si fa di questo racconto si dà l'impressione, si lancia un messaggio che è un messaggio sbagliato, cioè quello per cui la didattica a distanza è una perdita di tempo, e non è così. È ovvio che la didattica a distanza non può essere... non può sostituire la presenza, ma è inevitabile che sia così. Però non è neanche tempo perso, perché noi docenti, per garantire la didattica a distanza, abbiamo dovuto comunque mettere in discussione il nostro metodo, fare della formazione, avere dimestichezza con piattaforme che prima magari non utilizzavamo. Ecco, le difficoltà che lei incontra tra docente e mamma, perché lei è anche mamma, giusto? Quali sono? Io ho una bambina che quest'anno ha iniziato la prima elementare, e il periodo, il periodo in cui siamo state entrambe a distanza
È stato difficoltoso da gestire perché io facevo didattica a distanza come docente e lei faceva didattica a distanza con la sua classe. Beh, già per questo il papà è stato costretto a seguire la figlia a scuola, cosa che di solito non fa, e quindi diciamo da questo punto di vista non è un aspetto negativo. Però è complesso perché i bambini hanno bisogno di socializzare e hanno bisogno di stare con i coetanei, quindi io ho sofferto tantissimo, ma ho anche lavorato tantissimo perché per garantire la didattica a distanza le insegnanti lavorano di più. In Calabria che situazione vive il mondo della scuola nel suo complesso? Perché poi siamo in chiusura. Allora, la Calabria sconta un problema che è quello del digital divide, nel senso che non abbiamo in tutti i paesi ancora la banda larga e quindi questo crea dei problemi nel momento in cui devi approcciarti alla didattica a distanza. Siamo stati anche in un momento di grande difficoltà perché ogni mattina ci alzavamo e non sapevamo cosa fare, se andare in presenza, a distanza, ricorsi al TAR, scelte diciamo della regione, quindi è stato tutto davvero molto complesso da gestire perché da un giorno all'altro noi non sapevamo se andare in presenza oppure a distanza e quindi anche aver superato queste difficoltà, come dire, momenti di voto, che diciamo. La sera i gruppi WhatsApp implodevano per le comunicazioni, è stato difficile, ma se riusciamo a colmare questo gap riusciremo a garantire comunque una scuola migliore, perché la scuola non può tornare a quella che era prima. Grazie. Collegatemi con D'Amico, vediamo se è ancora in linea Antonio. Antonio? Pronto? Io ci sono. Per i saluti finali, Antonio, siamo con la docente Maria Cristina Guido, hai sentito bene, parità di genere e il mondo della scuola, vuoi aggiungere qualcosa? No, io resto dell'idea che la DAD sia utile, ma allo stesso tempo, come diceva la docente, c'è bisogno soprattutto di rafforzare le potenzialità di comunicazione. Di certo avremo una nuova formula scolastica che nel futuro si dovrà alternare fra queste due formule. Sull'allungamento invece della didattica credo che sia stato inteso malissimo il discorso programmatico del nostro Presidente del Consiglio, il quale lui dice che bisogna allungare, ma non nel senso che la DAD sia stata inutile, ma per colmare quei vuoti che si sono creati in questi due momenti di percorso scolastico. Grazie D'Amico. Ok, grazie. Buona domenica a tutti. Buona domenica anche a te, Ciao, buona domenica ancora a tutti voi. Dalla social room non ci sono messaggi, altri ulteriori No, messaggi? ci sono tanti complimenti per quello che insomma facciamo tutte le domeniche, che regaliamo probabilmente, anzi sicuramente ai nostri telespettatori dei momenti piacevoli, di svago, e probabilmente è questo ciò di cui oggi abbiamo più bisogno. Ringraziamo quindi la professoressa Maria Cristina Guido, grazie per essere stata con noi. Se ci dà l'occasione di ritornare sull'argomento saremo ben felici di riaccoglierla nuovamente nel nostro anche studio perché, e approfondire bene la materia. Divulgare il messaggio sulla parità di genere, più ne parliamo noi comunicatori meglio è, secondo me, tornando al linguaggio, no? Grazie, assolutamente sì. Grazie soprattutto al pubblico che ci ha seguito anche questa domenica. Vi diamo appuntamento a domenica prossima. Questa volta Alex vai con la musica, così chiudiamo in positività, con la speranza che la musica riparta più presto. Buona domenica ancora a tutti. Okay. I can know all I care, keep from crying sometimes.